È un piacere per me essere con voi e vi dico subito che anche la mia famiglia è reciprocamente inclusiva, perché Tommaso è il più piccolo dei nostri 3 scout, quindi ecco, anche se siamo una famiglia di azione cattolica abbiamo anche noi questa apertura e abbiamo scherzato molto lavorando insieme su questi aspetti di scambio di intersezione, che però dicono anche la bellezza di quello che realmente c'è nella nostra realtà ecclesiale. Sicuramente le nostre associazioni hanno una storia molto bella in comune di collaborazione e di amicizia, quindi è anche in questo spirito che ci è piaciuto molto lavorare insieme. Allora, giornata insieme, giornata in cui cercheremo appunto di stare un po' su questo tema, tempo di prova, tempo di scelta. Cerchiamo di capire che cosa può significare, vorrei darvi alcuni riferimenti per entrare in questo tema del discernimento comunitario e darvi anche alcuni spunti per orientarci in questa espressione che avrete sentito tante volte, i segni dei tempi, un'espressione che ci accompagna come Chiesa dal tempo del Concilio in particolare, ma ecco, cercheremo di capire un po' meglio cosa significa e cercheremo naturalmente di vedere alcuni aspetti metodologici del discernimento comunitario, perché il senso anche di questo percorso insieme, del convegno che abbiamo appunto pensato insieme da tanto tempo ormai, era quello di offrirvi anche qualche piccolo strumenti che naturalmente oggi non possiamo sperimentare, ma semplicemente proverò a raccontarveli nel modo, spero, più schematico e pratico possibile, anche se faremo in ogni caso una piccola esperienza che inizieremo tra qualche minuto, proprio per provare a entrare in queste dinamiche e provare a sentire qualche cosa che appartiene al metodo, ma che in realtà diventa sostanza dei propri approfondimenti, dei propri scambi, dei confronti anche con gli altri. Prima però di fare questa piccola parte iniziale che vi spiegherò fra un istante, dovreste aver ricevuto una scheda di lavoro che ci accompagnerà, vedo che qualcuno fa sì e quindi poi fra qualche istante vi dirò anche come la utilizziamo, però vorrei darvi proprio un paio di parole iniziali per orientarci su questo tema dei segni dei tempi, perché credo che il titolo che avete dato alla giornata di oggi sia proprio molto molto centrato. Prove da una parte, decisioni dall'altra. C'è un bel testo che vi invito ad andare a vedere, che è di Paolo VI, è del 1969, è un'udienza generale di quelle del mercoledì in cui recupera questa idea dei segni dei tempi e ci riporta ancora alle intuizioni del concilio a Giovanni XXIII. E guardate cosa diceva Giovanni XXIII. Diceva che vediamo fra tenebre oscure numerosi indizi, i quali sembrano annunciare che cosa? Tempi migliori per la Chiesa e per il genere umano. Allora l'idea che ci siano dei segni da poter leggere, dei segni dei tempi, nell'intuizione della Chiesa, nell'intuizione appunto che poi porta anche al concilio in questo senso, e naturalmente la citazione evangelica, lo sapete, ecco, quest'idea qui che cos'è? È che nel tempo che noi viviamo, se è un tempo che ha anche delle ombre, un tempo che ha delle tenebre, e questo vale sia dal punto di vista comunitario sia dal punto di vista personale naturalmente, nonostante tutto questo, è un tempo in cui noi possiamo intravedere delle luci, possiamo vedere dei segni che Paolo VI dirà sono della provvidenza, che ci aiutano a intercettare il meglio che possiamo anche noi mettere in campo, in ascolto dello spirito, proprio per procedere, per andare avanti, per rendere migliore la vita della Chiesa, ma della Chiesa che è al servizio del mondo. Quindi intercettare i segni dei tempi, vivere dei tempi di prova come quelli che stiamo attraversando noi, e per comprendere come possiamo meglio metterci al servizio dell'umanità, degli uomini, delle donne, del nostro tempo, nello spirito del Vangelo. Quindi leggere i segni dei tempi non è cercare di tirare semplicemente una linea tra cose che accadono, come se dovessimo estrapolare, ecco, delle direzioni, come se dovessimo fare un punto di rotta nel senso matematico, ecco, del termine. E invece provare ad ascoltare con più profondità anche le fatiche, anche le difficoltà, ma sempre con questo spirito di apertura verso qualche cosa di positivo che possiamo mettere in campo. E diceva anche Paolo VI che ascoltare il tempo e riuscire a intercettare i segni dei tempi significa capire che rapporto ha ciò che noi stiamo vivendo oggi, la situazione che viviamo, dice, con il regno di Dio e con la sua azione segreta. Queste sono le parole di Paolo VI. E con la possibilità, dice, con la disponibilità e con l'esigenza di maturare un'azione apostolica. Quindi l'idea è proprio questa, no? Ci mettiamo in ascolto
E se ci muoviamo in una direzione di discernimento comunitario, come cercheremo anche oggi di comprendere un po' come si può fare, è proprio per capire meglio come possiamo metterci a disposizione. Non per fare delle previsioni sul futuro, non per capire che cosa accadrà, non per interpretare dei grandi movimenti, ma per capire come oggi possiamo essere maggiormente a disposizione insieme alle ispirazioni che lo Spirito manda alla sua Chiesa e manda a tutti i battezzati. Quindi in ascolto profondo di quello che il Signore chiede al tempo che stiamo vivendo e chiede a noi nel tempo in cui stiamo vivendo. Quindi ecco, allora la prima cosa che volevo dirvi era proprio questa: tempo di prova, tempo di scelta. Siamo dentro questa grande dinamica che, a partire soprattutto dal Concilio, ma poi vediamo anche da tempi molto più antichi, è presente nella Chiesa e che forse saremo chiamati, anzi non più forse, saremo sicuramente chiamati a vivere anche nei prossimi tempi come Chiesa universale e anche come Chiesa italiana nei percorsi sinodali che sapete il Papa ormai sta chiedendo e che si stanno attivando a più livelli. Allora, per iniziare però, provo a introdurvi subito in una dinamica che è molto importante in qualunque percorso di discernimento sia personale che comunitario, che è la dinamica di un breve silenzio, di un breve ascolto di sé. Ci daremo 10 minuti di tempo, non di più. È il primo compito che trovate un po' indicato sulla scheda. E quello che vi propongo di fare per provare ad ascoltare anche le cose che proverò a dirvi e di provare ad ascoltare voi stesse e voi stessi anzitutto. Avete sentito sicuramente più volte parlare dei segni dei tempi, ma avrete sentito anche parlare di discernimento comunitario. Fermatevi adesso, veramente 10 minuti, quando smetto di parlare vi do io il tempo in cui fermarvi, il tempo in cui ritornare insieme, per vedere che cosa? Per provare a capire questa espressione, che cosa evoca in voi, quali sono gli interrogativi che nascono dentro di voi. Forse ci avete provato, avete fatto qualche esperienza, forse è una parola del tutto nuova, forse le esperienze che avete fatto magari sono state molto positive, vi hanno lasciato un bel ricordo e vorreste provare ad approfondirle. Forse può anche darsi che le cose che avete provato non vi hanno dato grande soddisfazione ed è rimasta dentro di voi qualche domanda su come si possono condurre meglio dei percorsi di discernimento comunitario. Allora provate anzitutto a mettere a fuoco la vostra domanda, un interrogativo che vi sta a cuore. Può essere per voi, per il lavoro che fate con le persone che vi sono affidate. Ecco, possono essere tante cose. Cercate un punto di caduta rispetto a cui poi ascolterete anche le cose che vi potrò proporre. Cercate di capire anzitutto qual è l'attesa che avete, in modo da poter ascoltare anche le diverse cose che vi dirò, cercando di capire come potranno dialogare con il vostro interrogativo. Quindi partiamo proprio dalle domande, partiamo proprio dalle vostre attese, non le condivideremo, le potremo condividere se lo vorrete in seconda parte con uno strumento che ci daremo. In questo momento è un esercizio che serve proprio per voi, per focalizzarvi, per centrarvi e per partire da una vostra domanda. Quindi sono le 9:50 e questo esercizio non è brevissimo, non sono proprio 2 minuti in cui uno appena riesce a fermarsi riesce a capire dov'è, sono 10 minuti che per mettere a fuoco una domanda possono essere buoni, quindi primo lavoro, potete anche appunto spegnere le telecamere se volete, le webcam per raccogliervi ancora di più. Noi ritorniamo tutti in collegamento, rimaniamo in collegamento ma ritorniamo appunto ad ascoltare, io riprenderò l'accompagnamento in questa giornata alle 10, quindi 10 minuti proprio per lavorare su questo primo interrogativo. Buon lavoro e vi richiamo io e ritorno a parlare fra una decina di minuti. Bene, grazie anche per il tempo così di accompagnamento. Spero che ecco, questi 10 minuti che alle volte sembrano tanti, ma sono pochi in realtà, vi abbiano consentito di mettere a fuoco qualche cosa. È molto controintuitivo iniziare un lavoro tutti insieme, oggi magari siamo anche a distanza, quindi forse un po' più facile, ma voi immaginate quando ci si trova per un convegno con tante persone dire ma siamo qui per ascoltare o per dire iniziamo con il silenzio. Invece è una cosa molto importante, anche perché nelle vite di tutti noi sappiamo molto bene che veniamo sempre da molta fretta. Ecco, forse oggi no, oggi è una domenica, ci siamo un po' svegliati con calma, però solitamente quando ci incontriamo per una qualche riunione abbiamo finito di fare una cosa un paio di minuti prima. E le cose che abbiamo alle spalle sempre rallentano con così maggiore lentezza rispetto a noi e quindi ci troviamo ancora davanti in testa quando affrontiamo le cose. Introdurre sempre un tempo in cui riusciamo a fare il punto, a respirare e ad ascoltarci è estremamente importante. Allora, come proseguiamo? Proseguiamo con alcune cose che proverò io adesso a raccontarvi, a dirvi rispetto al discernimento comunitario
Il suggerimento è sempre quello, lo trovate anche sulla scheda, ma poi voi avete il vostro quaderno, quindi ecco, vi invito a tenere la scheda come una traccia, ma utilizzare soprattutto il vostro quaderno. Provate a prendere ancora degli appunti. Con questa attenzione però, non è necessario in un lavoro come quello che stiamo facendo prendere appunti su tutto quello che vi dirò. Cercate di prendere degli appunti sulle cose che vi colpiscono di più, e se trovate che dentro di voi a un certo punto un pensiero si sta articolando, avete ascoltato una cosa che vi ha colpito in modo particolare, vi ha fatto venire in mente altre cose, inseguite per alcuni istanti quella vostra intuizione. Non preoccupatevi di perdere dei pezzi della relazione, perché ci sono tante altre persone che ascoltano, quindi un ascolto corale quello che state facendo, e quindi difficilmente qualcosa andrà perduto. Cercate di non perdere invece l'intuizione che vi ha colpito e colpite, e in questo senso allora prendete un appunto su quello piuttosto. Allora partiamo un po' da qui. Vi dicevo, il discernimento comunitario è qualcosa che appartiene soltanto al nostro tempo, al dopo concilio? Assolutamente no, lo sappiamo molto bene. Il discernimento comunitario è una pratica molto molto antica, accompagna la vita della Chiesa in particolare fin dai primi secoli, quando sono strutturate le prime comunità monastiche che avevano bisogno proprio di vivere insieme, quindi di prendere delle decisioni insieme. Ma noi sappiamo che fin dagli Atti degli Apostoli, noi al capitolo 15 abbiamo quello che è considerato il cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Un primo episodio molto importante in cui succede qualche cosa, c'è una difficoltà da superare, c'è un momento di novità all'interno della vita della Chiesa. Sappiamo che c'è una riunione sostanzialmente, mica erano tante persone, mica tanti come noi, erano assolutamente pochi, ma è una riunione in cui si affrontano insieme i problemi, e noi troviamo questa espressione molto bella in cui Pietro appunto dice, al termine di questo percorso in cui si cerca di capire come comportarsi tra persone nuove che entrano nelle comunità, persone che non sono appartenenti alla comunità ebraica da cui arrivavano i primi discepoli, ecco, come comportarsi con queste persone nuove che arrivano. Bisogna chiedere loro le pratiche della fede ebraica, occorre chiedere la pratica della circoncisione, oppure invece possono far parte della comunità cristiana attraverso altri passaggi, come sarà appunto, sapremo anche il battesimo. Possono far parte di questa comunità senza dover assumere le pratiche della fede da cui provenivano anche gli apostoli e i discepoli, e su questo si discute molto. E alla fine di questa discussione Pietro dice, appunto, inviando la decisione, dice: abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di alcune cose necessarie, che sono appunto cose che riguardano soprattutto il rapporto con la celebrazione, il rapporto con l'idolatria, che era un po' il problema dei pagani, e appunto poi anche alcune cose che riguardano l'attenzione agli altri, la carità. Ma è questa espressione, lo Spirito Santo e noi, che colpisce la Chiesa, no? Gli apostoli si ritrovano e percepiscono che dal loro stare insieme non nasce una decisione che è soltanto sociologica, non è soltanto il condividere alcune opinioni e il confrontarsi, ma è una decisione che viene dallo Spirito. E quindi c'è un ascolto, anzitutto, dello Spirito che attiva il percorso di questa comunità. Allora noi possiamo dire che il discernimento comunitario sicuramente è una pratica antica, è una pratica cristiana, è una pratica anche per certi versi precedente, perché tante altre religioni, ma anche tante altre società conservano una pratica di raccolta delle persone per considerare assieme dei problemi e per provare a mettere a fuoco delle soluzioni e dei percorsi che possono muoversi dallo stare insieme, dal considerare insieme le cose. Allora, che cosa dobbiamo mettere a fuoco come primo elemento così di cornice che provo a darvi? Non dobbiamo dimenticare che tanto nell'esperienza personale, Don Luca ce lo ricordava prima, il discernimento è personale e comunitario, quanto nell'esperienza comunitaria ci si ferma a riflettere quando si è davanti ad una mancanza, quando qualche cosa nella vita non torna, quando qualche cosa è andato storto, quando qualche cosa sta cambiando e noi non abbiamo la soluzione, non sappiamo come andare avanti. Le cose che facevamo fino a prima e fino a poco fa funzionavano, improvvisamente ci accorgiamo che non funzionano più in questo momento. Ricordarsi di questo è molto importante. Vale nella vita personale, vale nella vita comunitaria. Anche noi individualmente ci fermiamo a riflettere non quando le cose vanno bene, ma quando le cose si infrangono, quando le nostre routine sono sospese perché c'è qualche cosa di nuovo che ci chiede di mettere in campo nuove soluzioni. Questo vuol dire che noi partiamo nel discernimento sempre da una posizione scomoda, che è la posizione di un equilibrio che abbiamo perso,
o appunto individualmente o comunitariamente, e che sentiamo il bisogno di ritrovare. Quindi vedete che da questo punto di vista il discernimento comunitario nasce sempre in salita, e anche il discernimento personale nasce sempre quando c'è qualche cosa che non torna. Ed è, ripeto, una posizione scomoda, perché siamo in un equilibrio precario. Immaginatevi proprio, voi che amate la montagna, amate le camminate, immaginate di essere su un sentiero stretto, avete il vostro zaino bello pesante, non so come fate a portare tutte quelle cose, anche se sono del soccorso alpino, mi viene sempre in mente che somiglia molto ai nostri zaini materiali, con la barella, con cose assurde dentro. Pensate di aver fatto un passo avanti e in quel momento avete l'impressione che eravate sicuri che andava messo il piede su un certo appoggio, ma vi accorgete che quell'appoggio invece è instabile e vi trovate quasi su una gamba sola. Allora capite il senso di squilibrio, no? E sentiamo che stiamo rischiando molto quando iniziamo un percorso di questo tipo. Sentiamo che in qualche modo potremmo mettere il piede in fallo e allora le cose potrebbero anche andare per il peggio. Quindi non perdiamo di vista questa fatica che noi sentiamo sempre individualmente e personalmente quando siamo nei tempi di discernimento. Il discernimento non è tutto rose e fiori, è un momento difficile della vita e dobbiamo ricordarcene. Allora, quali sono i passi falsi che possiamo fare? Andiamo per un istante a esplorare tutto questo, perché sono diversi nella dimensione personale e nella dimensione comunitaria. Nella dimensione personale la fragilità si concentra proprio nel fatto di temere di fare un errore, di compiere un errore, di fare un passo falso. Potrebbe accadere che la situazione è nuova e che la decisione che prendiamo sia proprio quella sbagliata. Questa è la cosa che di solito noi temiamo. Temiamo che la soluzione che troveremo potrebbe non migliorare la situazione, non portarci un equilibrio nuovo, ma mandarci un po' per aria, farci cadere. Allora è per questo anche che la saggezza antica ha sempre detto che quando siamo davanti a delle decisioni più impegnative nella vita che ci riguardano individualmente, è molto importante passare attraverso il consiglio, passare attraverso un incontro e confronto con altre persone, non tante, un gruppo magari ristretto, alle volte chi ci accompagna spiritualmente, questo è un punto molto importante nella tradizione cristiana, ma non fare dei passi da soli, perché se pensiamo di fare dei passi da soli senza consultarci davanti alle cose che ci spaventano, è più probabile che rimarremo bloccati, che non prenderemo una vera decisione, perché questo timore del passo falso, dell'inciampare con il nostro zaino grande di vita, di storie, che a un certo punto ci ricade addosso, ecco, quel timore sarà molto forte e forse ci condizionerà. Allora questa è la fatica specifica del discernimento personale, no? Il timore, ripeto, che in un tracciato di vita, che in un percorso che noi stiamo facendo, davanti a questa situazione noi potremmo scegliere la strada sbagliata. Questo è il rischio grande che sentiamo in quei frangenti, e quindi nella dimensione personale la fragilità specifica è proprio lo sbagliare percorso, sbagliare un po' il passo. Se ci spostiamo invece nella dimensione comunitaria e di gruppo, la fragilità sta altrove, ed è un altro aspetto che vale la pena di così mettere a fuoco preliminarmente insieme. Se un gruppo si confronta e si confronta su quello che sta facendo, su quelli che sono i percorsi che lo attendono, sulla situazione nuova che sta vivendo, ecco, se sta esaminando una situazione, sta facendo il punto anche sul percorso, non dobbiamo dimenticare un fatto molto semplice, che non lo fa al titolo individuale, ma lo fa già in gruppo. Quindi quell'elemento del consigliarsi, quell'elemento dello stare insieme, quell'elemento dell'essere insieme agli altri c'è già. Allora, quando un gruppo lavora, e se lavora bene metodologicamente, ed è di questo che noi ci occuperemo fra qualche istante, la fiducia che diventa molto più difficile sbagliare completamente le cose dovrebbe sorreggerci. Ecco, questo è un presupposto molto importante. In un gruppo, in un percorso di gruppo siamo già insieme. Allora, se siamo già insieme e se attiviamo tutto quello che è il nostro potere anche per metterci in una disposizione di ascolto e soprattutto di ascolto dello spirito, magari ovviamente non potremo prevedere né dire al 100% quella è la cosa che andava fatta, ma il senso della comunità già ci trasporta, e il senso anche di una presenza dello spirito in mezzo a noi diventa molto più forte. Quindi non è più la fragilità tipica, il fatto di prendere una decisione sbagliata, di sbagliare completamente, non è più questo il problema dentro un gruppo, ma il problema è la fragilità specifica, è un altro. Noi sappiamo che quando ci confrontiamo su degli orizzonti che riguardano la nostra piccola comunità, il nostro gruppo, le persone che ci sono affidate, se ci sono delle divergenze,
queste divergenze alle volte diventano molto pericolose per il gruppo. E questo soprattutto i responsabili e i capi lo sentono. Quando c'è qualche problema che attraversa il gruppo, alle volte sappiamo che tirare fuori le cose e in qualche modo raccontarsele, dirsele, certo che è una cosa positiva, certo che è qualche cosa che in teoria noi diciamo che funziona, che va bene farlo, che è importante, ed è tutto vero, ma sentiamo anche che se non lo facciamo nel modo migliore, da questi momenti di confronto potremmo anche uscirne più divisi. Se avete alle spalle alcune esperienze di questo tipo, lo sapete. Sapete che se abbiamo affrontato in maniera non buona una divergenza che magari c'era nel nostro gruppo, è possibile che alle volte qualcuno se ne sia andato. È possibile che qualcuno abbia addirittura sbattuto la porta, è possibile che qualcuno sia rimasto per un po', però con quella percezione che il gruppo è andato da una parte e lui o lei magari è rimasto indietro, è rimasto da un'altra. E questo elemento divisivo, questo elemento di fatica, è la cosa che i responsabili e i capi credo sentano, ed è giusto che sentano con molta forza, proprio perché è l'elemento tipico di fragilità dei percorsi di discernimento comunitario. Quindi vedete, non più il fatto di sbagliare strade, è più difficile questo, ma il problema è il legame comunitario, è il legame del gruppo. Da un percorso di discernimento comunitario o si esce più uniti o si esce in maniera più solidale, in maniera più concorde, ed è questo stesso un dono dello spirito, oppure se qualche cosa non è stato curato nel modo più adeguato, se le cose sono andate un po' per conto loro senza essere accompagnate bene, quello che può accadere è che ne usciamo paradossalmente più divisi. E guardate che è un grande paradosso, perché potremmo anche aver individuato attraverso qualche modalità, magari più democratica, magari attraverso qualche tecnica, potremmo aver anche guadagnato la cosa migliore da fare in sé. Potremmo essere sulla strada giusta, paradossalmente, ma se non abbiamo fatto un buon percorso, il rischio è che ci perdiamo qualcuno del gruppo. E questo è il rischio e la fragilità tipica dei percorsi di gruppo. Allora capite perché tante volte, anche nella vita della Chiesa, noi abbiamo tanto parlato di discernimento comunitario, ma abbiamo fatto fatica e continuiamo a fare fatica ad attivare processi di questo tipo. Non perché siamo cattivi, non perché c'è qualcuno che vuole comandare, ma perché i responsabili molto spesso sono i primi a sentire, ad avvertire tutta la fatica che c'è e il rischio che c'è del perdere qualcuno. Ecco perché allora un lavoro metodologico diventa molto importante. Chiariamoci da subito, un metodo non è una tecnica, ci sono anche delle tecniche dentro, no? Giustamente Don Luca prima, introducendoci, ci ha dato questi aspetti, no? Ha detto, oggi vedremo alcune cose che sono anche delle tecniche, ma allo stesso tempo ci ha ricordato che siamo dentro una dinamica, è una dinamica di ascolto, anzitutto di ascolto dello spirito. Lo spirito non è il nostro potere, è una persona che dialoga insieme a noi, è la persona del Signore che dialoga con noi, e quindi come in ogni dialogo noi non possiamo prevedere quello che il Signore dirà, dobbiamo metterci in ascolto, così come accade con qualunque altro interlocutore. E le dinamiche che si attivano in un dialogo non sono al 100% prevedibili, non sappiamo dove andremo, quindi attenzione che dobbiamo essere molto aperti, ecco, a quello che può accadere, alle dinamiche che possono svilupparsi, ma allo stesso tempo possiamo avere delle cure. Possiamo prenderci cura di questo tempo e cercare di vivere al meglio queste dinamiche. È come dire, un metodo di discernimento comunitario non è una tecnica per ascoltare lo spirito in sé, ma è una modalità per disporsi personalmente e comunitariamente nel modo migliore perché lo spirito possa dirci quello che ritiene di dirci. Ecco, questo è un po' quello che cerchiamo di vedere un po' oggi, così sempre un po' a grandi linee. Allora, vi ricordo ancora che parlare di metodo significa appunto parlare di un percorso. Lo sapete, conoscete anche l'etimologia di questo termine, no? Metaios, cioè il dopo, quello che accade, no? Quello che arriva dopo che cosa? Dopo un cammino, dopo un percorso. Si può dire anche che il metodo è la strada attraverso cui noi superiamo qualche cosa, la strada attraverso cui veniamo a capo di qualche cosa, ed è una strada che ha bisogno di percorrere una serie di tappe, e di questo adesso provo un po' a parlarvi in modo più specifico. Vi parlo di questo e vorrei parlarvene partendo ancora una volta dal fronte delle difficoltà. Forse qualcuno di voi ha visto le piccole pillole che abbiamo registrato nei giorni scorsi, così per capire le difficoltà, ma vi do alcune immagini su cui poi costruisco per voi un percorso di metodo, alcune immagini che dicono le difficoltà più tipiche che possiamo trovare. Allora, le difficoltà sono dei nodi, sono qualche cosa che può
confliggere con la nostra rotta e può interrompere la nostra navigazione. Allora utilizzo questa metafora un po' proprio dell'aggiustamento di rotta, della navigazione, prendo qualche immagine che magari così può esserci utile semplicemente poi per ritrovarci meglio e per riuscire a così catturare i vari passaggi di cui vi dirò. Il primo elemento che blocca una navigazione e lo metterei nell'immagine della burrasca proprio. La burrasca è tanta confusione, se è un po' la pioggia forte che incontriamo anche quando andiamo a camminare, no? Che cosa può rappresentare in una navigazione? Rappresenta proprio la confusione e la fretta nel dover mettere a punto delle cose, nel prendere delle soluzioni, nel compiere delle manovre. La fretta nel non ascoltarsi, ma nel fare delle cose assolutamente nel modo più spontaneo e immediato. Questo è il primo grande ostacolo in ogni percorso di discernimento comunitario. E l'affrontare le cose con l'ansia di raggiungere subito il risultato, di risolvere subito, di non con la fretta che ci porta a non valutare bene le cose, a non sederci, a non affrontare prima un tempo di ascolto. È vero che alle volte siamo in queste condizioni, ma nessun percorso di discernimento comunitario può iniziare con la fretta, può iniziare con questo senso di confusione. Occorre anzi invece riuscire a ridurre la confusione e anzitutto ridurre la confusione che molto spesso sta dentro di noi. Vi sarà capitato alle volte che quando vi trovate a fare un lavoro di gruppo, ascoltate delle cose, trovate 15 domande di lavoro e subito siete in gruppo e dovete lavorare su quelle 15 domande di lavoro. E forse a me capita spesso questo, l'effetto è che quando il foglio davanti ho tipo l'encefalogramma piatto, no? Forse ricorderete Pippo in qualche cartoon della Walt Disney, no? L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile, quello che succede dentro di noi, no? Cioè proprio non mi viene in mente niente, anche se le domande sono tantissime. Oppure vengono in mente un sacco di cose e non riesco a catturarne neanche una. Quindi attenzione, la burrasca è la prima cosa su cui bisogna lavorare e rispetto a cui cercheremo di vedere quali sono le cose che possiamo fare. Secondo motivo di naufragio di un percorso lo metto sulle scogliere. Il naufragio quando si va a cozzare contro qualcosa di molto forte come sono le rocce, sempre. Vengo da Trieste, lo sapete, quindi il mare è una delle componenti della mia vita, ma ovviamente lo è anche molto di più la montagna, la Val Rosandra, questi luoghi dove si arrampica. La pietra è difficile, la pietra è dura, non si muove, la pietra non si sposta. Allora, secondo grande problema da affrontare è la nostra inamovibilità. Tutti noi siamo inamovibili, questo dobbiamo ricordarcelo ed è una certezza antropologica. Non è questione di essere bravi, non bravi, cattivi, buoni. Tutti noi siamo abitudini. Tutti noi siamo molto affezionati alle cose che funzionano nella nostra vita, tutti noi siamo molto affezionati alle nostre idee, è anche giusto che sia così, guai se non avessimo delle convinzioni, delle idee, ma tutto questo è qualche cosa contro cui un discernimento comunitario può anche naufragare. Quando siamo tutti inamovibili, allora la navigazione diventa appunto come andare per un mare di scogli. Prima o poi la nostra imbarcazione comune fa naufragio e si rompe. Quindi dovremmo chiederci come si fa a sgretolare questa nostra rocciosità, come si fa a rendere un po' più morbido il rapporto tra di noi e come si fa a rendere più morbido il rapporto con le nostre stesse idee e con le cose a cui siamo profondamente affezionati. Terzo motivo di naufragio sono le secche invece. Le secche arrivano un po' dopo. Sulle secche non è che una barca si rompe immediatamente, però si arena. E forse anche questo è uno dei grandi ostacoli, uno dei grandi problemi dei percorsi da fare insieme. Abbiamo fatto un buon dibattito, ci siamo confrontati, abbiamo parlato forse un po' dei massimi sistemi, siamo d'accordo sulle cose generali, abbiamo detto che bisogna trovare una soluzione, però a un certo punto ci fermiamo lì. Non riusciamo a diventare concreti. Se l'ansia di concretezza è il problema della burrasca, cioè di risolvere subito, l'altro problema è quello che a un certo punto, dopo che ci siamo trovati un po' di volte, abbiamo cominciato a discutere, le cose vanno anche bene, però non riusciamo ad approdare, non riusciamo a mettere a terra qualche cosa e allora ci sembra che veramente stiamo facendo qualcosa di inutile e salta sempre fuori qualcuno che dice giustamente ma stiamo facendo infinite riunioni, non serve a niente fare tutte queste riunioni. Ecco, e questo è un altro dei grandi ostacoli e anche su questo lavoreremo per un istante. Quarto e ultimo motivo di naufragio sono gli ammutinamenti. Può sembrare strano, ma non si arriva a destinazione e in questo senso proprio si manca il senso della navigazione ed è una forma di naufragio quando l'equipaggio interno e quando una parte consistente anche della pattuglia che sta guidando e conducendo la navigazione decide che nella direzione stabilita dai responsabili, dal capitano, dall'ufficiale di rotta non si deve andare. Noi andiamo da un'altra parte.
ma è difficile, sapete, anche quando i responsabili devono prendere delle decisioni e non sentono di avere con sé, tra virgolette, l'equipaggio, no? Quando non sono sicuri che la direzione intrapresa è veramente condivisa da tutte e da tutti. E allora lì cosa succede? Succede che quando incontriamo i primi ostacoli nel concretizzare le cose non sentiamo di avere un consenso e ci fermiamo, e allora anche in questo senso non si arriva a destinazione. Ecco, allora se questi sono un po' i problemi che ne possiamo incontrare, quello che ora provo a raccontarvi è un percorso possibile di discernimento comunitario che tiene conto di queste difficoltà. Le rinominerò proprio attraverso queste immagini: la burrasca, gli scogli, le secche, l'ammutinamento, proprio per avere questi 4 riferimenti. E naturalmente quello che provo a dirvi è una possibilità di percorso, è un percorso che ho sperimentato diverse volte, accompagnato diversi gruppi nel farlo, quindi ecco, ve lo dico un po' cercando di attingere anche quel tipo di esperienze. I percorsi di discernimento comunitario che potremmo fare sono molto diversi. Una cosa è lavorare su un problema concreto, su una decisione da prendere che è molto chiara, c'è un bivio davanti a noi, dobbiamo confrontarci su questo. Altra cosa è quello di cui vi parlerò io oggi, che un po' sta nello spirito anche del vostro convegno, ed è il percorso che facciamo quando dobbiamo fare il punto sulla situazione, quando dobbiamo fare il punto sulla navigazione, quando abbiamo una situazione che ci interpella, molto grande, dobbiamo fermarci, provare a capire che cosa ci dice questa situazione, provare a capire quali sono le priorità che possono emergere, provare a capire quali sono le soluzioni concrete che possiamo trovare e provare a capire come possiamo procedere invece tutti insieme lungo la direzione che magari emergerà dal nostro lavoro. Quindi vi propongo 4 tappe di un percorso possibile, ed è un percorso che, ripeto, è di ampio spettro, non è un percorso specifico su una questione. Quindi vi prego da subito di ricordare che ogni percorso poi di discernimento che interessa una comunità va tagliato molto su misura anche dal punto di vista della sua, tra virgolette, progettazione. Progettazione metodologica sempre, non si progettano gli esiti, si cerca di curare quello che è il metodo. E quindi possono esserci anche delle grandi varianti. Allora, partiamo dal primo momento. Vi do ancora questa indicazione. Il percorso che provo a proporvi è un percorso che mediamente si sviluppa in 4 tappe ed è un percorso che può portare via dalle 8 alle 10 ore. 2 ore e mezza più o meno per ogni tappa. Ecco, sono molto bilanciate le tappe che vi propongo poi nella concretezza quando vengono realizzate. Può sembrare tanto, no? 10 ore di riunioni, 10 ore di attività. In realtà non sono 10 ore di riunioni, come vedrete, ma sono 10 ore di attività che si fa insieme, si può fare lungo un mese, si ritrova una volta alla settimana, si fa una volta alla settimana questo lavoro, può essere fatto anche in una 2 giorni lunga, per esempio, con alcuni accorgimenti. Tenete presente che, ripeto, almeno questo succede in Azione Cattolica, da voi non so se succede, ma da noi che siamo molto legati a tutte le dinamiche democratiche, quindi amiamo molto essere riuniti, come si dice sempre dell'Azione Cattolica, quando tornerà il Signore non sapremo se sarà unita, ma sarà sicuramente riunita, su questo siamo sicuri, perché saremo a fare qualche riunione, ma l'esperienza alle volte è proprio questa, che abbiamo alle spalle ben più di 10 ore di riunione e siamo sempre al punto di partenza. Non sempre così, naturalmente, ma succede abbastanza spesso. Allora, primo passaggio e prima tappa e prime attenzioni, la burrasca. Com'è che si riesce un po' a disinnescare questo problema della fretta? Allora questo è il punto, guardate, forse più cruciale di tutti. Un percorso di discernimento comunitario non è un percorso in cui noi confrontiamo semplicemente le nostre fisse, le nostre idee. È un percorso in cui noi mettiamo a disposizione di un gruppo e della comunità quello che abbiamo ascoltato interiormente e quello che riteniamo che in un ascolto il più pulito possibile, interiore, in un ascolto quindi dello spirito, quel che riteniamo che è emerso in questo contesto di ascolto personale. Perché discernimento comunitario è capire cosa lo spirito suggerisce, non fare una media delle nostre opinioni, non fare una media delle nostre convinzioni. Se noi non partiamo da un tempo personale di ascolto, quindi da un tempo di silenzio, da un tempo di raccoglimento in cui riusciamo a mettere a fuoco qualche cosa, non si attiva proprio nulla. Perché semplicemente siamo partiti fra di noi, ma ci siamo persi il protagonista fondamentale, che è lo spirito. E lo spirito parla nel silenzio, parla nella coscienza di ciascuno di noi, anzitutto. Quindi in questo senso ogni percorso di discernimento comunitario è molto importante che parta proprio da un tempo di ascolto personale di ciascuno di quello che lo spirito suggerisce ad una coscienza.
Sono tanti punti di vista, sono tanti punti di ascolto che si attivano. Non abbiamo la responsabilità noi, personalmente, di essere gli interpreti, assolutamente no, ma sappiamo che stiamo lavorando in una comunità di battezzati in cui altre persone stanno dedicando del tempo all'ascolto personale dello spirito e quindi ci fidiamo che emergeranno delle cose. Il nostro compito è quello di ascoltare quello che lo spirito suggerisce su un determinato contesto, un determinato problema, nel modo più libero possibile, proprio per evitare che quello che poi noi porteremo all'attenzione della comunità sia l'idea che avevamo già prima, l'idea da cui noi venivamo. Se noi non ci diamo del tempo di silenzio, stiamo certi che quello che proporremo saranno le nostre fisse. Ma se invece ci diamo un tempo generoso di silenzio all'inizio dell'attività, e quando dico un tempo generoso non sono i 10 minuti prima, vuol dire che iniziamo l'attività comune di discernimento comunitario con mezz'ora, 40 minuti di lavoro individuale di silenzio. Ecco, se non facciamo questo, allora sappiamo che già gli elementi che porteremo avanti potranno essere di poco valore. Vedete che allora è paradossale, no? Facciamo un lavoro comunitario, ma iniziamo con un lavoro personale. E invece è proprio questo che si tratta di fare. Allora, alcuni piccoli elementi che possono essere interessanti. Come si struttura un passaggio di silenzio? Beh, un momento di silenzio, anzitutto, ha bisogno di essere accompagnato. Io di solito creo sempre delle schede di lavoro, un po' come quelle che avete visto, no? Ma voi siete abituati a fare queste cose, quindi non vi dico nulla di nuovo. Cioè si crea qualche cosa che sia una traccia di lavoro personale. È molto importante partire da uno spunto esterno, quindi una traccia che non abbia solo delle domande, ma abbia un breve testo, possibilmente un testo della parola, che sia scelto bene, che sia un testo che ha a che fare con quello che stiamo andando a vedere, con la situazione che stiamo in qualche modo volendo considerare, ed è importante che questa cosa sia preparata naturalmente da chi accompagna un percorso di discernimento. È utile anche un'altra cosa, che il testo non sia particolarmente lungo, quindi ecco, bastano alle volte poche parole, bastano pochi versetti per aiutarci a entrare e a scendere in profondità. È importante non mettere 15 domande, ma casomai abituare a lavorare su un paio di domande sufficientemente ampie, in modo tale che consentano questo primo lavoro. Ascolto la parola, ho davanti la situazione e mi metto in ascolto e cerco di capire che cosa emerge dentro di me davanti a questa situazione. No? Magari soltanto con una grande domanda che può essere quella di dire ma quali sono le priorità, per esempio, che potrebbero emergere davanti a questo tipo di problema. Qual è l'esigenza che sento essere più importante? Non devo decidere io se sia la più importante, ma quello che sento, quindi quello che avverto dentro di me. Se faccio questo lavoro può anche darsi che emerga un'idea diversa da quella che avevo fino a 10 minuti fa, che emerga un'idea diversa dalla mia battaglia personale. Ma se sento che nell'ascolto dello spirito emerge un'intuizione importante, che la sento come forte da poter proporre agli altri, bene, quella allora la conservo. Quell'idea lì, quel qualcosa, lo metto da parte scrivendolo. Altro punto importante del lavoro iniziale preliminare. Scrivere. Io la chiamo microscrittura, ci siamo molto abituati a queste cose, scriviamo tanti post, scriviamo dei messaggi, scriviamo tante cose di questo tipo. La microscrittura è fondamentale, non cose estesissime, ma aiutare le persone magari a fare un primo lavoro in cui prendono diversi appunti, ma l'uscita dal primo lavoro individuale qual è? È arrivare con un piccolo testo di sintesi, una piccola sintesi che può stare in quello spazio che anche voi avete prima visto, ed è lo spazio appunto di poche righe che condensano quello che ho potuto ascoltare in questo tempo preliminare di silenzio. Se facciamo questo lavoro ci mettiamo tutti nelle condizioni preliminari per poter proseguire poi bene insieme il lavoro comunitario. Secondo passaggio, dalla burrasca, quindi dal disordine, dalla fretta, il tempo, la calma, un po' di ordine nei pensieri e una piccola sintesi. Passiamo al secondo momento portando con noi questo piccolo patrimonio, una piccola sintesi che abbiamo scritto e condiviso. Possono essere 1 o 2 testi a seconda, no? Un'esigenza che vedo, una priorità che intuisco. Ecco, possono essere anche semplicemente queste 2 cose. Come si affrontano poi gli scogli? Cioè cosa ne facciamo di tutto questo? Come facciamo a vincere, a superare in qualche modo, ad affrontare anche le nostre rocciosità, le nostre asperità?
Ecco, qui già ve lo dicevo, sapete che nei confronti di gruppo, quando si sviluppano in maniera dialettica, quello che accade è che ci sia qualcuno che parla molto, qualcuno che è abituato anche ad argomentare in maniera molto forte, è una grande parlantina, si dice, no? E allora monopolizza lo spazio. Poi tante volte anche nei convegni succede, no? C'è una relazione e dopo c'è qualcuno che interviene, anziché fare la domanda, fa la controrelazione. 10 minuti in cui ci fa capire che se avesse fatto lui o lei la relazione sarebbero andate molto meglio le cose. E succede anche nei nostri gruppi, no? Però c'è anche qualcuno che tace sempre, qualcuno che non trova spazio per prendere parola, che magari ha bisogno di quel tempo di silenzio, che ha bisogno di essere stimolato per intervenire, alle volte magari poi il tempo finisce e non c'è la possibilità di ascoltare tutti. E allora succede che poi si va via, magari qualcuno si ferma, qualcuno parla e dice cose importanti ma fuori dalla riunione che abbiamo fatto, tante dinamiche di questo tipo. Ci sono anche dinamiche di asimmetria nei gruppi. Se siamo tutti insieme c'è un'asimmetria tra chi è responsabile dei gruppi e le altre persone. In un consiglio parrocchiale c'è sempre un'asimmetria tra il parroco e le altre persone, no? Ecco, le asimmetrie sono qualcosa che anche rendono rocciosa la nostra navigazione. Allora bisogna trovare il modo di vincere tutte queste cose. Terza cosa, che forse anche così forse vi richiama qualche cosa, sono i pregiudizi che noi possiamo avere verso gli altri, specie se ci conosciamo molto bene. Se lavoriamo da tempo insieme sappiamo quasi certamente, nella nostra immaginazione, perché non è vero, che cosa dirà l'uno e che cosa dirà l'altro, proprio perché partiamo dall'idea che ci proporranno le loro fisse. Ma se invece noi abbiamo fatto il lavoro preliminare, dobbiamo dire, beh, ma ciascuno ha ascoltato, no? Allora, come faccio a vincere anche i miei pregiudizi, positivi o negativi? Anche questo è un grande tema, no? Perché ci sono alcune persone che ascolteremmo, a cui aderiremmo, anche se ci dicono la cosa più assurda del mondo, perché proprio abbiamo un grande trasporto per queste persone, altre che per qualche motivo non ascolteremmo neanche se ci diranno veramente la cosa più intelligente della Terra. Allora, come si può fare? Beh, allora, la prima cosa è che qui in questo secondo passaggio, che è un secondo slot, se volete anche orario, un secondo passaggio di attività, quello che si può fare è ricorrere a una dinamica che voi conoscete molto bene, che è la dinamica del cerchio, del circle. Io utilizzo in questi passaggi delle modalità che prendo dal contesto della giustizia riparativa, che è un contesto molto attento all'ascolto degli altri. Allora, come si può fare? Qui vi dirò cose che voi già conoscete. Allora, primi suggerimenti. Prima cosa, ogni cerchio ha delle regole. E bisogna darsi delle regole quando si lavora in cerchio. La confidenzialità, per esempio, è una regola importante. Se stiamo trattando un argomento sensibile, qualche cosa che un po' riguarda anche il nostro futuro insieme, qualche cosa che mette a fuoco anche delle difficoltà, dobbiamo anche dirci che quello che condivideremo in quel passaggio di Circle non uscirà per il momento da questo contesto. È qualcosa che fa parte del nostro percorso, non è il frutto maturo, è una tappa. Allora quello che ci diremo vale in questo passaggio. Non è una cosa definitiva, non è quello che ci diremo la cosa che ci rappresenta del tutto, perché è l'ascolto di un momento della nostra vita, ma è qualcosa che faremo insieme. Quindi confidenzialità. Siamo in un processo, ricordarselo sempre questo. Secondo passaggio importante è rispettare i turni di parola. Avete sicuramente dei metodi, la staffetta, un talking piece, un qualche cosa che ci passiamo e che dice che soltanto chi ha in mano questa cosa può parlare in quel momento. Questo è molto importante. Poi ci sono modalità anche online per farlo, ma il rispetto dei turni di parola. Terza cosa importante in ogni circle è la possibilità di non parlare. È vero che noi dobbiamo fare in modo che parlino tutti, ma ciascuno deve sentirsi libera e libero anche di tacere. E questo va detto, va esplicitato, perché se no, se tacerò, sarà un problema perché a tutti verrà in mente dire ma perché questa persona non ha parlato? Oppure un responsabile comincerà a incalzare, beh ma di anche tu qualche cosa? No. Nella parte di condivisione è importante anzitutto conservare anche la libertà del silenzio. Quarto passaggio ci riporta al frutto che arriva dal momento precedente, che cosa si va a condividere in un circolo di discernimento comunitario in cui si sta lavorando insieme. Non tutto, si condivide il frutto del lavoro precedente, quindi le microscritture con cui noi arriviamo in questo momento di confronto comunitario. Quei pochi appunti che ho preso sono il punto cruciale attorno a cui nasce e si sviluppa un percorso di condivisione. Quindi molta attenzione a questo passaggio qui, si condividono solo le cose che sono state scritte e quindi ciascuno in un circolo ha la possibilità di confrontarsi con gli altri condividendo qualche cosa di quello che ha scritto. Con queste modalità si legge semplicemente, leggere, non si interpreta, non si fa l'esegesi di quello che ho detto.
no, di quello che ho scritto, scusatemi. Cioè non è che ho scritto 3 righe, ma adesso vi racconto perché ho scritto quelle 3 righe, che cosa avevo realmente in mente, da dove venivo, e chiarisco questo e chiarisco quell'altro. No, 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 niente di tutto questo. Ci diamo la fiducia che ciascuno accoglie quel contenuto come il contenuto dell'ascolto dell'altro, dell'ascolto dello spirito e l'ascolto di un momento. Non deve riflettermi in tutto e per tutto quello che ho messo a fuoco in quel momento, ma è un contributo che io porto alla dinamica del gruppo e della comunità. E quindi comincio a prendere distanza da tutto questo. Le parole che offrirò, le parole che leggo, le ho annotate la scorsa settimana, oggi potrei anche considerarle in maniera diversa, non importa, sono parte di questo percorso. Quindi sono quelle le precise parole che offrirò nel gruppo, perché so che sono quelle maturate in quel momento personale di ascolto dello spirito. Quelle precise parole posso decidere di leggerle integralmente, posso decidere di leggerne soltanto in parte. Ecco, quello che è importante, chi accompagna il lavoro del Circle, che lo deve ricordare, deve un po' benevolmente anche richiamare le persone, è di non andare oltre la lettura. Se leggete soltanto questo vi aiuterà a fare bene il lavoro del Circle e vedrete che un gruppo di 16-20 persone in una ventina di minuti riesce ad ascoltare tutte le voci. Quindi riesce ad ascoltare tutti. Ultima attenzione per il momento così del confronto e della raccolta un po' di queste voci è la risonanza. Non soltanto un giro, ma sempre un doppio giro, in cui quello che succede è che nel giro secondo noi facciamo che cosa? Rilanciamo dentro il gruppo un contenuto che abbiamo ascoltato nella condivisione precedente. Quindi la dinamica è questa. Ho il mio appunto scritto, a turno ciascuno lo legge, mentre ascoltiamo le letture degli altri, prendiamo degli appunti, non già notiamo chi dice cosa, ma notiamo soltanto cosa viene detto. Alla fine di questo momento noi ci ritroviamo con i nostri appunti, con una quindicina, decina, ventina di piccoli appunti, non abbiamo scritto chi ha detto cosa. Rimaniamo altri pochi minuti in silenzio, cerchiamo semplicemente di evidenziare un contenuto che ci pare interessante, che ci pare importante per la cosa che stiamo vedendo, una priorità che è emersa, qualche cosa che risuona anche dentro di noi, e dopo, in questo secondo circolo, semplicemente riproponiamo la cosa che ci ha colpito di più. Questa dinamica della risonanza, a partire dall'appunto degli altri, ci decentra, perché io ho a disposizione non più la mia parola è affidata agli altri, saranno altri che sentiranno se è una parola che merita di essere riecheggiata, ma io ho invece affidate a me le parole degli altri. E allora condivido di nuovo una cosa che però è venuta dalla comunità. E in questo lavoro vedrete che se lo farete troverete sempre che cominciamo a sentire dove una comunità sente maggiore risonanza e allora ci saranno alcuni elementi che cominciano ad emergere, alcune priorità attorno a cui un po' tutti cominciano a convergere. E però allo stesso tempo dobbiamo avere la cura anche di isolare, di portare dietro con noi qualche intuizione molto importante che però sentiamo che è rimasta minoritaria. Quindi dove si arriva con questa seconda tappa? Si arriva semplicemente a questi giri di condivisione in cui ne usciamo con che cosa? Avendo colto un po' insieme, anche qui con alcuni metodi un po' più stretti che si possono utilizzare, di cui non vi dico perché appunto il tempo corre, vorrei darvi le 4 tappe fondamentali. Però dove si arriva? Si arriva con una evidenza di quello che la comunità sente come le risonanze maggiormente potenti dentro il lavoro di gruppo, quindi dove si sta orientando un po' la nostra attenzione maggioritaria, e con la selezione insieme di alcune voci minoritarie che però ci paiono anche interessanti, proprio per dire guardate che camminiamo con tutto il patrimonio che abbiamo, non siamo soltanto in una democrazia numerica, è sempre un ascolto di sensibilità. Ecco. E in questa dinamica vedrete che tante volte succede che qualcuno che non immaginava di aver portato un buon contributo scopre che appunto lo spirito ha parlato in maniera più forte anche attraverso la sua voce. Ecco, e qualcuno scopre cose nuove. Ecco, sono tante scoperte quelle che si fanno in questa dinamica. Attenzione che questo è un altro elemento tipico, momento tipico della presenza dello spirito, perché se noi lavoriamo insieme, se lavoriamo nella concordia, il fatto che ci siamo ascoltati, il fatto che abbiamo in qualche modo dato spazio all'altro, all'altra, allora questo è già un frutto dello spirito. L'abbiamo letto nella preghiera che ci ha proposto Don Luca. Non sono le letture che ascolteremo oggi, no, nella liturgia, ma è una lettura molto importante quella del dono delle lingue. Quando noi diciamo anche nel nostro parlare comune, ma non ci siamo capiti, guarda che io e te non parliamo la stessa lingua, stiamo dicendo esattamente il contrario di quello che gli Atti degli Apostoli ci ricordano. Parlare la stessa lingua significa capirsi in profondità,
significa riuscire ad ascoltarsi e a dire parole che anche per l'altro sono comprensibili. Questo è quello che accade dentro questa seconda tappa di solito, in cui si condividono le parole che abbiamo ascoltato, le porgiamo agli altri e cerchiamo pian piano di cogliere dove va la sensibilità comune. Seconda tappa, quindi diamola per andata, sono gli scogli, anche perché ho ancora pochi minuti e vorrei arrivare alle altre due tappe che sono altrettanto importanti. Terza tappa, le secche. Come si esce dalle secche, come si riesce a essere concreti. Allora, qui occorre fare un passaggio veramente di concretezza. E allora, abbiamo individuato delle priorità, abbiamo individuato magari dei grandi nodi, delle grandi attenzioni a cui dedicarci. Bene, ora si tratta di prendersi di nuovo un tempo di lavoro personale per trasformare queste priorità che abbiamo visto, che sono quelle su cui maggiormente conveniamo, e una su cui invece si era isolati, trasformare tutto questo in delle proposte operative. E di nuovo si lavora individualmente. Prendo tutti questi elementi, si possono riordinare ovviamente sempre attraverso uno schema di lavoro che ci aiuta. Tra ogni tappa c'è un po' di preparazione, ecco, di materiali che serve al gruppo per andare avanti, ma anche qui che cosa succede? Ci sono 4 priorità, poniamo, sono emerse 4 priorità, 2 sono quelle di maggiore convergenza, 2 sono quelle particolari, benissimo, ne scelgo 2 su cui lavorare, non tutte e 4. Scelgo 2 cose. E a 2 di queste cose, nel tempo di queste 2 ore e mezza di lavoro, dedico una mezz'ora, una quarantina di minuti e lavoro per trovare delle proposte concrete su quelle 2 attività, su quelle 2 priorità che insomma mi sembrano maggiormente nelle mie corde, su cui penso di poter portare un maggiore contributo. Quindi non devo lavorare su tutto, lavoro su 2 cose. Qui gli strumenti di lavoro che dobbiamo darci sono molto concreti adesso. Non discutiamo più quali sono le priorità, ma discutiamo di come possiamo realizzarle. Quindi domande molto operative. Allora, potrebbero essere, ne annoto alcune, cosa si potrebbe fare, con quali risorse, con quale preparazione preliminare, quali possono essere i passaggi per farci carico di queste priorità, di che cosa abbiamo bisogno, quali sono le cose a cui dovremmo forse rinunciare per liberare risorse per poter fare qualche cosa di innovativo. Ecco, sono alcune domande molto precise su cui provo a lavorare perché diventino una sorta di roadmap, una sorta di percorso operativo che si faccia carico delle priorità che abbiamo evidenziato insieme nel passaggio precedente. Allora, questa prima parte si completa con una seconda. Quando abbiamo fatto di nuovo questo lavoro individuale, ci ritroviamo non più in un gruppone, ma in piccoli gruppi. Questa volta in tavoli di lavoro che sono raccolti per interesse. Le stesse persone che hanno lavorato su una priorità, avendo elaborato una proposta operativa su quella tipo di priorità, lavoreranno insieme. Quindi sulla proposta numero 1 ci sarà un gruppetto di 3-4 persone, sulla numero 2 altrettanto, eccetera, eccetera. Sparpagliamo cioè dei tavoli, raccogliamo quelle che sono le intuizioni e le idee che sono maturate in ciascuno e di nuovo, però questa volta in pochi, riproduciamo quella dinamica di ascolto reciproco. Lavoriamo sull'ascolto delle diverse proposte operative e cerchiamo di metterle assieme. Anche qui veramente è una questione di piccole tecniche, ad esempio in un tavolo di lavoro di 3 persone non deve essere più grande, guardate, perché se vogliamo discutere anche dialetticamente non possiamo essere in 5, in 5 avremo bisogno di 3 ore di tempo. Possiamo pensare di fare un lavoro abbastanza rifinito nel mettere insieme delle proposte sullo stesso tema, delle proposte concrete sullo stesso tema, in 3 se lavoriamo per una quarantina di minuti. Ecco, non pensate mai che questi tempi siano tempi brevi. 3 persone che si confrontano hanno bisogno di tempo. Allora, che cosa si può fare per iniziare sempre nell'ottica del decentramento e dell'ascolto? Di nuovo, ho scritto la mia proposta. No? L'ho messa giù per iscritto, non è vaga. Quello che ho messo giù ce l'ho scritto. Allora da quella condivisione lì partiamo. E il secondo passaggio, chi ascolta interviene facendomi una domanda. Il primo momento di confronto fra di noi al tavolo di lavoro parte da delle domande che ci facciamo gli uni gli altri. Così è chiaro che spiegherò meglio quello che intendevo, ma lo spiego secondo l'interesse dell'altro, non secondo la cosa che a me stava a cuore. Questo mi aiuta a decentrarmi, mi aiuta a essere in relazione con un'altra persona, a non portare avanti un'idea che avevo io, ma a spiegare meglio perché può essere interessante a partire da una provocazione, da un'idea, da una domanda che arriva dall'altro. E poi ci si può appunto sviluppare tutto questo in maniera più vivace, dialettica, cercando di arrivare ad una sintesi condivisa appunto di una possibile proposta operativa molto concreta per la priorità, mettiamo numero 1 di 4. Ecco, questo è il punto a cui si arriva in questo terzo momento, che ci porta via dalle secche, cioè ci porta sempre più verso la concretezza.
Naturalmente altri lavoreranno su altre cose, benissimo, va bene, siamo un gruppo, siamo tanti, altri lavoreranno su altro, cioè cominciamo a specializzarci un po'. Quarto passaggio, vado veloce su queste cose perché così poi abbiamo il tempo anche poi di confrontarci, di condividere, eccetera. Quarto passaggio, che è quello del dire come veniamo a capo degli ammutinamenti, cosa significa? Come andiamo oltre? Dopo che ci siamo ascoltati, dopo che ci siamo articolati in gruppi, dopo che sono maturate alcune proposte concrete, magari appunto su un tema, sull'altro, sul terzo, ci siamo già divisi in qualche modo, no? Ci siamo sparpagliati, abbiamo bisogno di ritrovarci nuovamente insieme, perché un gruppo naturalmente non deve fare magari una sola cosa. Se siamo partiti da una osservazione a tutto campo, può darsi che nel fare il punto sul nostro impegno, sul nostro apostolato, sulla nostra direzione di marcia, emergano più priorità, no? Allora di nuovo, quello che facciamo nell'ultimo passaggio lo chiamo un passaggio di confronto aperto e di valorizzazione e di validazione soprattutto di quello che è emerso, sono questi passaggi qui. Di nuovo, tra il terzo appuntamento e il quarto, chi coordina le cose raccoglie tutte le proposte che sono state fatte. Okay? Quindi ci sono 4 proposte, magari idealmente di priorità, con 4 proposte operative su cui lavorare insieme. Allora scelgo di nuovo, in un tempo personale, in questo quarto momento, scelgo 1 o 2 proposte che non sono le mie. Okay? Scelgo 1 o 2 proposte che sono state fatte da altri gruppi. Le studio un po' e cerco di capire come posso portare un contributo per migliorare quella proposta. Non torno indietro se sia opportuno o no fare questa cosa, non è questo il punto. Okay? Siamo già a valle di questo punto. Siamo su un punto di revisione e di affinamento della proposta. Allora mi metto a disposizione, anche se non è una proposta su cui avrei lavorato io, anche se non è quella su cui sento di avere più contributo, è un'altra, però cerco di capire cosa è stato proposto e cerco di dire ma questo aspetto si potrebbe fare meglio così, quest'altro passaggio si potrebbe curare in questo modo, mi viene in mente questa idea. Cerco di integrare, ecco, questa proposta. Quindi porto delle integrazioni soprattutto alle proposte che sono emerse. Questo è il lavoro individuale di nuovo che faccio in questo tempo. Poi, sempre in questo quarto tempo, ci si raccoglie di nuovo insieme, raccolti di nuovo insieme, si comincia a verificare ciascuna proposta con le possibili integrazioni che sono state proposte dal gruppo. Qui poi ci si può muovere in diverso modo, si può decidere di dedicare molto tempo a ciascuna proposta e discutere insieme le diverse integrazioni, oppure si può essere anche un po' più veloci e si può dire, va bene, facciamo la panoramica di tutto questo, sentiamo le varie integrazioni, vediamo se sono appunto integrazioni migliorative, se sono dei dubbi un po' più forti che emergono, se sono modalità completamente diverse di lavoro che vengono suggerite e prendiamo una posizione corale insieme rispetto a questo. Cioè diciamo, abbiamo fatto questo percorso, valutiamo e validiamo insieme questa proposta operativa, una proposta articolata, e quello che ci diciamo non è, attenzione però, se la cosa si deve fare o se non si deve fare. Non si vota su queste cose qua. Si decide insieme, si cerca di capire insieme soltanto il grado di maturità di questa proposta. Perché se abbiamo fatto bene il percorso, sappiamo che il punto a cui siamo arrivati è un punto che è stato messo a fuoco in compagnia dello spirito. Quindi non facciamo passi indietro rispetto a questo. Fidiamoci che questo passaggio, proprio attraverso la comunità, il lavorare insieme, è maturato. Quello che possiamo dire è, per come abbiamo visto questa priorità e per come stiamo vedendo una possibile proposta operativa, per le integrazioni che sono state proposte, ci sembra che sia sufficientemente matura per essere attuata o per essere affidata ai responsabili perché decidano concretamente come attuarla o per affidarla a un gruppo di lavoro tecnico che cercherà di organizzare le cose al meglio. Allora diciamo sì, ci sembra matura, su questo possiamo esprimerci. Oppure possiamo esprimerci dicendo non ci sembra ancora matura. Ci sembra che al termine di questo percorso l'idea sicuramente magari va coltivata, ma abbiamo bisogno di approfondire ancora alcune delle cose. Allora il mandato con cui si esce da questo percorso non è immediatamente operativo, ma è di approfondimento. Però sappiamo che già siamo stati tutti insieme in questo tipo di lavoro. Si può organizzare anche con un semplice voto questa cosa, una cosa molto anche democratica se volete, ma non è una questione di approvazione più o di bocciatura, è una valutazione del livello di maturità della proposta concreta che è emersa dal nostro lavoro. E poi, e così arrivo un po' alla fine, tutto questo che fine fa? Beh, a seconda di come sono strutturate le nostre comunità. Se siamo in un consiglio parrocchiale è chiaro che tutto questo sarà affidato al parroco perché è lui la responsabilità. Però il parroco che riceve un percorso di questo tipo sa che c'è una comunità che ha lavorato, sa che c'è stato un ascolto profondo, sa che in qualche modo sarà importante tenere conto di tutto questo.
Dall'altra parte, se invece siamo in un gruppo democratico, potremmo anche essere arrivati già a dire che quella è la cosa che si farà, allora sarà un gruppo operativo. Se ci sono dei responsabili che devono valutare le cose, avranno però a disposizione che cosa? Ancora una volta una scheda completa in cui si riassume tutto, si dice siamo partiti da questa situazione, abbiamo sentito queste esigenze, abbiamo messo a fuoco queste priorità, abbiamo individuato queste come le cose di cui occuparci, abbiamo trovato alcune soluzioni concrete, alcune cose concrete da fare, abbiamo valutato che le indicazioni che abbiamo raccolto insieme sono sufficientemente mature per poter essere applicate oppure che hanno bisogno di qualcosa di diverso. Questo materiale, che è sintetico, è molto molto di aiuto per i responsabili, specie se introdurrete qualche cosa di nuovo e specie se dovrete accompagnare il vostro gruppo in un percorso inedito, perché quello sarà il frutto che vi dirà che quella strada che avete intrapreso è una strada che con buona possibilità, ecco, viene dall'ascolto dello spirito, con buona possibilità è una strada che attraverso queste metodologie vi ha consentito di ascoltarvi più in profondità, di ritrovarvi uniti e insieme nell'andare avanti, e questa forza di unità, di solidarietà del gruppo sarà quella che vi sosterrà nell'affrontare le difficoltà dell'innovazione. Quindi questo è il frutto più importante che credo che può arrivare da un percorso di questo tipo. Bene, allora, ho sforato di qualche minuto ancora perché sì, mi ero dato un tempo un po' diverso, scusatemi, adesso ci riorganizziamo anche con i tempi. Chiudo dicendovi che cosa. Ecco, vedete, 4 passaggi per dire che un metodo si può trovare per il discernimento comunitario. È un metodo che credo sta anche nelle vostre corde, in particolare nelle vostre dinamiche di confronto. È un metodo che richiede una grande alternanza tra i tempi di lavoro individuali, i tempi di lavoro comunitario tutti assieme, i tempi di ascolto, i tempi di tavoli e di lavoro di gruppo. È un lavoro che può essere articolato non in maniera difficile, richiede naturalmente qualcuno che un po' accompagni questo percorso, da facilitatore, facilitatrice, che cerchi un po' di tenere un po' le fila di questi 4 incontri che possono essere fatti, ma è un tipo di metodo che, almeno per come l'ho potuto sperimentare, è molto molto fruttuoso. Bene, allora io mi fermerei qui perché il nostro lavoro insieme di fatto prosegue, e quindi la cosa che vi proporrei, ecco, al termine di questo passaggio è proprio di continuare un po' a sperimentare qualche cosa di questo metodo, provando ancora a basarci sul vostro tempo personale e anche sulla microscrittura. Quindi vi do le istruzioni che così potremmo utilizzare in questo momento per andare avanti. Dovreste avere, spero che abbiate qualche micro appunto rispetto a tutto quello che vi ho detto. Avete a disposizione la vostra domanda iniziale e gli appunti che avete preso. Adesso in una decina di minuti, io ve lo segnalo un quarto d'ora, però magari chiedo un po' anche alla regia come possiamo darci questi tempi. Potremmo anche dire così, se siete d'accordo, provo ad abbozzare i tempi, perché questa è una cosa sempre un po' da vedere, che ci diamo appunto adesso una decina di minuti di lavoro individuale, nel senso che ciascuno di nuovo si prende questo tempo per vedere gli appunti, intersecarli con la propria domanda e provare a mettere a fuoco un piccolo sviluppo della riflessione. Cercate di capire se qualcosa di quello che vi ho detto lavora con la vostra domanda e mettetelo a fuoco per voi. E poi, sempre a partire da questo lavoro, scusatemi, lavoro qui, provate a mettere a fuoco una domanda che sia rivolta a me, che possa aiutarmi a darvi qualche cosa in più rispetto a quello che vi ho detto nella parte successiva che faremo di dibattito. Avete accanto, sia sulla scheda, sia mi pare sia condiviso ormai in chat, l'indirizzo del Padlet, su cui potete condividere alcuni contenuti. Importante, condividiate sicuramente la domanda che ci serve poi per lavorare, ma se lo volete, se lo desiderate, con quella libertà di cui dicevamo prima, potete condividere anche gli altri elementi che sono preparati sul Padlet. 10 minuti, ecco 10-12 minuti in cui provare a fare questo tipo di lavoro, poi andate direttamente nel vostro tempo di pausa, e direi che chiedo un po' in regia se noi ci diamo un appuntamento alle 11:15, fatto questo lavoro e fatto la pausa, può essere accettabile? Cosa dite? Ritorniamo tutti online alle 11:15, così se avete fatto questo tempo, chi è appunto nell'equipe ha il tempo di selezionare, di vedere almeno alcune delle vostre domande, in modo tale che noi che posso anche lavorarci, me le ripropongono poi nella seconda parte, e così abbiamo anche il tempo del caffè. Provate a vedere quanto tempo ci state per fare questo lavoro. Bene, quindi
ci diamo appuntamento, confermo alle 11:15 di nuovo tutti collegati online e buon lavoro anche in questo micro tempo personale di revisione di quello che vi ho proposto. Bene, rieccoci qui allora. Spero che abbiate fatto anche una pausa. Assolutamente sì. Allora, Metti le istruzioni. Allora, noi adesso siamo pronti, abbiamo la pattuglia che è operativa, che ha selezionato le domande, che comunque tu hai visto, insomma, che questo Padlet si è arricchito un po' in tutte le sue parti. E intanto vorrei veramente usare un minuto per ringraziare te di questa presentazione che è stata chiarissima, ma soprattutto i capi che hanno partecipato, perché hanno scritto dei pensieri, dei suggerimenti e delle riflessioni che veramente sono interessanti. Allora, io senza perdere tempo darei la parola alla pattuglia che ci faccia sentire queste 2 o 3 domande che ha selezionato e poi vediamo insomma come rispondere. Sì, sì. Ciao Giovanni. Allora, domande ne sono arrivate tante. Abbiamo intanto iniziato a selezionare insomma quelle che ci sembrava potessero raggiungere un po' di contributo alla tua spiegazione anche proprio da un punto di vista tecnico e di metodologia. Allora, la prima domanda che ti facciamo è proprio una iniziale, ancora prima, che è quella di cosa fare prima di un lavoro di discernimento di gruppo, cioè quanto chi condurrà poi deve spiegare ciò che si sta facendo e quanto invece può essere vissuto direttamente durante il percorso. Preferisci che ne faccio 2 o 3 e poi vediamo se avanza tempo o sì, andiamo magari avanti una per una? Raccogliamone un 2-3 così poi appunto ci alterniamo un po', ma cerchiamo di fare più di qualche batteria. Ho visto tantissime domande davvero molto interessanti, quindi cercherò di essere più puntuale possibile nelle risposte in modo da integrare via. Quindi vai con altre 2 almeno così. Va bene. Allora, poi la seconda domanda è da coordinatore del lavoro di discernimento. Come posso far emergere le difficoltà personali oppure di staff? Noi lavoriamo della comunità capi, poi ci sono dei gruppi, più sottogruppi di staff, diciamo, che curano una branca, non emerse durante il lavoro individuale, senza risultare troppo inquisitorio. E la terza domanda è quali stimoli dare a una comunità capi molto giovane per diciamo, far pesare l'importanza di un discernimento, e a questa collegherei anche una quarta domanda che può essere in linea con questa terza, e cioè quando si hanno delle comunità con un grande divario di età. Ok. Con divario. Bene. Allora, bene, intanto nuovamente davvero grazie a tutte e a tutti perché le domande che avete fatto nel complesso sono estremamente utili per approfondire, per capire meglio le cose, anche per me in prima battuta, perché capire quali sono le domande nelle persone è sempre fondamentale per capire anche che cosa va spiegato meglio e che cosa si può migliorare ovviamente anche nel metodo una volta che si fanno le cose. Allora, la premessa che farei è generale perché raccolgo anche alcune sensibilità e alcuni timori che sicuramente ci sono, no? Allora, la prima cosa è questa. L'avete sentito, il metodo di per sé è molto strutturato, ok? Quindi sentendo tutte quelle cose a uno viene anche male, dice oddio come si fa questa cosa, non è complicatissima. In realtà è vero solo in parte. L'esperienza che ho fatto in questi anni è quella che effettivamente l'articolazione del metodo è molto, cioè molto grande, ma è una preoccupazione per chi accompagna, per i facilitatori. Chi vive il percorso, e quindi vengo così alla prima domanda, chi vive il percorso non ha bisogno di sapere prima tutto quello che verrà fatto,
Anzi, chi fa un percorso è bene che abbia un po' come dire, l'esperienza del grande fiume Trasportami, no? Mi immergo in questa cosa e un po' con curiosità cerco di vedere dove vengo accompagnato o accompagnata. Quindi le istruzioni che vengono date, è chiaro che chi facilita e chi organizza il percorso ha bisogno di avere chiaro qual è il percorso, ha bisogno di prepararsi per questo sicuramente, quindi il compito dei responsabili e dei facilitatori è un compito importante, ma chi vive tutto questo non ha bisogno di una grande preparazione, anzi direi che non ha bisogno di nessuna preparazione specifica, perché quello che nelle esperienze che ho fatto di accompagnamento di gruppi siamo partiti proprio da questo, cioè dall'idea che noi non dobbiamo prepararci tanto per fare le cose, ma che il succo sta nel farle. Capite che un po' l'incontro come quello che abbiamo fatto noi oggi ci fa sentire molto di più il peso e la difficoltà della gestione che non forse i benefici che possiamo trarne, perché è appunto un incontro metodologico questo, no? Se noi avessimo fatto l'esperienza insieme, ovviamente qui non si poteva fare in tanti che siamo, ma facendolo insieme quello che abbiamo visto è che i facilitatori sentono la responsabilità di gestire un po' tutte le cose, ma chi partecipa sente un po' il cambiamento che c'è dopo ogni passaggio, sente di fare cose diverse, ma si trova accompagnato alla fine, avendo che cosa? Questo è il punto secondo me importante, avendo la richiesta di partecipare con onestà e con libertà a quei momenti lì di incontro. L'importante, aggiungo ancora questo, sempre per dire cosa fare prima, l'importante dell'inserire nei momenti insieme, nei momenti che noi programmiamo, anche gli spazi individuali, cioè l'importanza di questa cosa è cruciale, perché altrimenti se noi immaginiamo che facciamo dei compiti a casa, non li faremo mai, né preventivi di preparazione a tutto questo, né tra un incontro e l'altro. Se io finisco un incontro e dico va bene, abbiamo raccolto questo, adesso per la prossima volta voi vedete questa cosa qui, non lo farà nessuno. Ed è il modo migliore per interrompere un percorso, perché voi iniziate la volta successiva e il secondo incontro 3/4 delle persone non hanno fatto i compiti a casa e non sapete cosa fare. Allora o partiamo facendoli lì, ma sconvolgiamo le cose, oppure partiamo come se le persone avessero fatto qualche cosa e ci perdiamo il gruppo per strada. Invece nei percorsi è molto importante che il tempo che ci riserviamo insieme per lavorare sia un tempo inclusivo di tutto per i partecipanti, quindi non di altro. E che anche le istruzioni che noi dobbiamo dare all'inizio siano estremamente essenziali prima di partire, cioè nient'altro che dire faremo un percorso che è già nelle nostre corde, perché nelle nostre corde di cristiani, anzitutto di battezzati, ma è anche nelle vostre corde assolutamente di percorso associativo e quindi di persone che sono abituate a vivere la dinamica del cerchio, a raccogliersi insieme, a confrontarsi. Quindi non si fa nulla di radicalmente nuovo, lo si fa soltanto in un modo un po' più disciplinato. Ma ecco, ci tengo a darvi questo aspetto, l'aspetto di disciplina che percepite nel vedere tutto il metodo è qualcosa che sfuma tantissimo quando si fa l'esperienza, perché quando si fa l'esperienza il metodo rimane molto in background e invece in primo piano vengono i contenuti e questo è l'aspetto più interessante. Attenzione che ovviamente bisogna un po' fidarsi di questo, il centro non sono appunto le cose, i passaggi di istruzione, il centro saranno le cose che via via si annoteranno, le microscritture, eccetera, eccetera. Allora lì non preoccupatevi mai in questo senso, se si struttura bene il metodo, né di predeterminare troppo. È chiaro che bisogna studiare un po' bene all'inizio, sempre sulle cose preliminari, questo sono ancora sulla prima domanda per qualche aspetto, ma cerco di intercettare magari anche altre cose. Non preoccupatevi di essere troppo precisi e di avere voi il carico di indirizzare i contenuti. Le domande che vengono fatte in un percorso ad ampio spettro sono domande molto molto ampie. Ho fatto dei lavori con alcune comunità che dovevano cercare di capire qual era il loro mandato missionario in una fase di cambiamento come era quella pandemia, eccetera, eccetera. Si è partiti veramente da uno sguardo a tutto campo, senza nessun tipo di problema. In questo modo tutte le sensibilità entravano dentro e poi si sono via via sincronizzate, si sono via via raccordate. È una dinamica che si attiva se ci si ascolta in profondità. Occorre fidarsi di questo. Quindi domande non devono essere super specifiche e devono essere create in una certa progressione. Questa è una cosa molto forse più tecnica, ma come dire, richiederebbe magari un lavoro che si fa insieme con chi decide di fare questo lavoro di facilitazione, allora si studia un po' insieme con precisione tutto questo. Quindi il preliminare è più per i facilitatori e le facilitatrici che non tanto per i partecipanti. Quindi questa è la prima cosa. Le spiegazioni da dare strada facendo invece
devono essere molto molto puntuali, un po' come avete visto in quelle schede di lavoro che vi ho presentato di oggi. Di solito io lavoro così, cioè ho lavorato un po' negli anni per avere delle spiegazioni che fossero più sintetiche e chiare possibili, sono sempre migliorabili, questo è chiaro, no? Creo questa doppia dinamica. Ci sono le schede, sulla scheda di lavoro si trovano sempre le stesse istruzioni che chi facilita darà prima a voce. Chi facilita accompagna passo dopo passo e quando consegna progressivamente le schede ci sono le stesse indicazioni. Così cosa succede? Che io che accompagno so di essere molto breve e so che non spenderò 40 minuti di spiegazione, ma 2-3 minuti per ogni passaggio. Seconda cosa, io che ascolto e che sono accompagnato, ascolto la spiegazione, ma poi nel mio tempo di silenzio so che ho anche quell'indicazione che posso leggere in 1 minuto e mezzo che mi aiuta a ricordarmi cosa devo fare, perché sennò alle volte sono lì con la sindrome del foglio bianco e dico, oddio, non mi ricordo cosa ho detto. E invece per questo avere del materiale che mi accompagna è molto molto importante. Quindi questo è un po', come dire, preliminare. Allora, da coordinatore, come fare emergere invece le difficoltà non emerse nel lavoro individuale? Allora, se capisco, cerco di interpretare un po' la domanda, se riesco a capire che cosa poteva stare a cuore a chi l'ha proposta. Cioè, se ci sono alcune cose che magari io da coordinatore so che ci sono nel gruppo e che in qualche modo stanno preoccupando le persone, ma vedo che non stanno emergendo attraverso questo primo lavoro. Può darsi che sia questa la preoccupazione? Ok, prendo qualcuno che dice di sì. Ecco, spero di aver intercettato la cosa. Anche qui vi direi, siccome il tempo di silenzio, se si riesce a vivere bene, è un tempo già di discernimento per la persona, l'esercizio da fare è sempre di fiducia. Cioè io posso sapere che, perché ho lo sguardo un po' su tutti, che qualcuno ha una cosa in particolare, ma devo sapere anche che se quella persona sceglie di non metterla in campo in quel momento, rispetto questo tipo di lavoro, perché può darsi benissimo che questa persona abbia fatto nel suo lavoro, abbia ascoltato, abbia sentito cose diverse e abbia valutato che quella cosa che magari stava tanto a cuore, ma proprio a partire dal confronto con la parola non è diventata la cosa più importante. L'importante è che la persona che lavora abbia la libertà di raccogliere qualunque cosa. Quindi se in questa raccolta, che è molto libera iniziale, la persona non introduce quel contenuto, va benissimo, non devo preoccuparmi io di coordinatore che so che sta mancando un contenuto, perché però ho dato a ciascuno, e ho ribadito molto bene all'inizio, e la parte iniziale di lavoro deve consentire di fare questo, che quello che entrerà lì dentro deve essere libero, deve essere una cosa che ciascuno sente, che ascolta nel proprio ascolto interiore, e aggiungo anche questo, è un elemento sempre un po' come dire, di sicurezza, e ritorno forse un mezzo passo indietro anche per intercettare questa cosa rispetto alla prima domanda. Raccontare l'uso che faremo delle microscritture è anche importante. Cioè, per esempio, in questo metodo si possono assicurare le persone che le microscritture possono essere libere perché fanno parte del loro percorso. Quindi uno può scrivere tutti gli appunti che ritiene, li può scrivere. La condivisione non sarà mai obbligatoria, quindi questo c'è il punto della possibilità del silenzio. Quindi io non devo scrivere già pensando a quello che dirò, valuterò in un secondo momento se poi quella cosa è condivisibile in gruppo o meno, ma intanto devo essere libero di scriverla. E quindi questa cosa qui so che rimane lì fissata ed è importante anche per me. Quindi dare prima questa sicurezza, no? Nessuno sarà forzato a condividere. In questo modo è molto frequente che anche se scrivo una cosa molto personale, nel passaggio tra il primo, soprattutto il secondo momento, c'è del tempo in mezzo e quando rivedo quella cosa, se riesco a essere abbastanza libero, la vedo con un po' di distanza, mi sono già distaccato da questo contenuto, posso valutare più serenamente se è il caso anche di condividerlo o no. Condividere di getto è molto più difficile, perché sento tutto, anche l'emozione, il carico della cosa che ho scritto, ma quando rileggo un mio appunto so che quello sono io una settimana fa e lo sanno tutti. Allora dico, va bene, una settimana fa questa cosa ce l'avevo molto in mente, va bene, posso proporvela, oggi sono una settimana più avanti, oggi potrei avere altre cose in mente, no? Cioè non sono impastato immediatamente con quel tipo di pensiero, quindi ecco, voglio dire, togliamoci anche da coordinatori l'ansia di controllare quello che deve o non deve emergere, quello che può o non può emergere. Le condizioni di libertà e di sicurezza che diamo all'inizio nel lavoro di gruppo sono essenziali. Ecco, e questo aiuta, vedo di solito, le persone a esprimersi con maggiore libertà.
Poi ancora la terza, così dopo magari becchiamo anche altre domande, quali stimoli per le persone molto giovani e il problema del divario di età. Parto dal secondo. Il divario di età non è un problema, non l'ho mai riscontrato come un problema nel fare questi percorsi. Li ho fatti tantissime volte con persone con tanti anni di differenza. Guardate, in Azione Cattolica è estremamente frequente, nel senso che noi lavoriamo insieme tra gli educatori che lavorano con i ragazzi, quindi molto spesso sono molto giovani, fino a quelli che noi chiamiamo gli adultissimi, che sono persone che vanno appunto over 80. Quindi non c'è un problema di età, perché ciascuno porta a se stesso la propria esperienza, la propria densità spirituale, sapendo che ciascuno è in ascolto. E il fatto di mettere le cose che sono maturate in questo tempo mette un po' tutti alla pari, no? Perché ci dice che chi abbia tanta esperienza, che ne abbia poca, tutti ci siamo dati quello stesso tempo di silenzio insieme e ciascuno ha ascoltato, si è impegnato ad ascoltare nella propria profondità. Ecco, e quello diventa il dono reciproco che facciamo e diventa un dono tra diverse età. Questa possibilità equalizza molto, cioè bilancia moltissimo le voci e anche le asimmetrie, governa tantissimo le asimmetrie. Quindi questo è uno spunto. Per i più giovani soprattutto, credo che la difficoltà, ma che diventa anche opportunità, è proprio quella di vivere il silenzio. Allora forse la cosa che può essere utile, se noi stiamo seguendo un gruppo di più giovani e sappiamo che su questo stiamo facendo un po' di fatica, perché magari non l'abbiamo fatto con tanto metodo altre volte, o perché ci siamo accorti che c'è una diversità di passo nelle persone, alle volte è possibile fare dei micro percorsi di accelerazione per entrare nell'esperienza del silenzio. Ci sono degli esercizi molto semplici che si possono fare insieme, tra l'altro molto belli anche da fare all'aria aperta, da fare in ambiente, perché questo aiuta tantissimo, proprio per imparare un po' di più ad ascoltarsi, a trovare alcune modalità anche per trovare la concentrazione nel silenzio, no? Per non essere immediatamente distratti e portati via da altre cose, per non soffrire troppo la confusione dei pensieri, un po' la burrasca che dicevo all'inizio, no? Per riuscire a calmare questo mare in tempesta che alle volte è la nostra riflessività, e per tanti più giovani lo so che questo è il problema. Ne accompagno diversi anche personalmente e vedo che tante volte all'inizio c'è proprio questa idea: so che c'è tanta roba lì sotto, è come se fosse sotto una botola, ma ogni volta che apro la botola vedo questo ribollire e chiudo subito perché ho detto no, non so come muovermi lì dentro. Non è così avverso il mondo interiore. Il mondo interiore è un posto bellissimo, faticoso per tanti aspetti, ma splendido, in cui dobbiamo imparare a starci, perché ne va della bellezza della nostra vita. Si può fare con un po' di esercizi, quindi ecco un'attenzione che si può avere se facciamo un percorso con un gruppo esclusivamente di più giovani, magari avere un paio di incontri prima, fare 2 o 3 esercizi che ci aiutano a generare una micro abitudine che metta insieme che cosa? Lo spunto esterno che mi arriva, perché devo fare l'esperienza per cui una cosa nuova mi arriva in testa perché ho incontrato qualcosa di diverso, non sono stato solo con i miei pensieri, sono stato con qualche cosa che mi ha visitato e che da fuori è una visitazione proprio, mi attiva e attiva il mio dialogo interiore. Devo provare almeno a fare l'esercizio di focalizzare una piccola sintesi, perché fare una sintesi di quello che è stato il mio quarto d'ora, i miei 20 minuti iniziali di silenzio, mi forza a trovare i nessi tra le cose che ho ascoltato. Allora questo, scrivere una cosa, è già un esercizio di sintesi, di connessione, questo è molto importante. Lo dovrò fare 1, 2, 3 volte magari, ecco, capire un po', alle volte non riesco a fare la sintesi, va bene, faccio delle progressioni. Terza cosa, provare invece sempre, se fate dei percorsi preliminari, anche questi sono esercizi che suggerisco sempre, prendete degli appunti su come è andato il lavoro, aiutate i ragazzi a prendere degli appunti su come è andato il loro tempo di silenzio. Proprio io uso delle scale molto semplici, no? Facile, difficile, a mio agio, a disagio. È stato facile o difficile stare in silenzio per 10 minuti? È stato facile o difficile scrivere una microsintesi? È stato facile o difficile trovare il centro del messaggio del testo che ho ascoltato? E provo a valutare. Quando faccio 3 o 4 volte questo tipo di esercizio, poi posso anche interrogarmi e dire: ma perché in una volta è stato più facile, in una più difficile? Cosa è cambiato? È cambiato il momento, è cambiato il luogo, è cambiato il mio atteggiamento in quell'istante? Ecco, lavorare sul metodo mi aiuta a rappacificarmi con questa esperienza.
Quindi ecco, molte volte noi anche nell'accompagnamento spirituale dei più giovani sentiamo la fatica dell'entrare subito in profondità, no? E vorremmo entrare subito sul fisso, no? Alle volte si arriva subito magari, ma altre volte invece per arrivarci è molto importante capire anzitutto come sta andando questo tipo di pratiche, di esercizi, quindi partire da lì, e da lì poi nascono anche i contenuti. Quindi, capitolo a parte, potremmo affrontarlo una volta se volete, ma è interessante, è giusta la domanda per i più giovani, capire se abbiamo bisogno di piccoli percorsi per entrare dentro. Aggiungo solo una cosa ancora, perché ho visto che qualcuno lo chiedeva, ma adesso mi dite voi se ci sono ovviamente altre domande, ma che era preliminare. Questo percorso lo possiamo utilizzare anche se siamo al di fuori di un contesto religioso? Ecco, questa credo sia una domanda molto, molto bella. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'ho utilizzato anche in contesti che sono assolutamente laici. Perché guardate, questo è un aspetto che dal punto di vista cristiano credo deve affascinarci tantissimo. Quando noi visitiamo l'interiorità e quando ci mettiamo in ascolto di qualche cosa che viene da fuori, noi entriamo esattamente nella dinamica dell'ascolto dello spirito. E paradossalmente, ma non è un paradosso, questa è una cosa che insegna Tommaso d'Aquino, per esempio, lo spirito non ci parla solo attraverso la Sacra Scrittura, ma ci parla attraverso un'infinità di cose, anche altri testi di letteratura, se volete, alle volte, attraverso della musica, attraverso qualche cosa che contempliamo, attraverso la natura. Ci parla attraverso tantissime cose, e quando prende parola dentro di noi e questa parola riguarda la nostra vita, non quello che altri dovrebbero fare, ma la nostra vita, allora quello è lo spirito che parla. E quindi, dal punto di vista anche antropologico, la differenza dove sta? Sta nel fatto che da cristiani noi diciamo sì, questa parola che ascoltiamo dentro di noi è parola di Dio, è parola dello spirito, ma il fatto di ascoltarla è qualcosa che appartiene a tantissime altre persone, direi quasi a tutti, senza che sia dato il nome, ecco, a chi sta parlando nella coscienza. Allora non abbiamo bisogno in alcuni contesti di raccordarci su chi è che sta parlando dentro di noi, ma possiamo partire dal fatto che stiamo ascoltando qualcosa che prende parola dentro di noi. Quindi vedete che quello che è il minimo necessario per fare questo percorso ci sta anche in qualunque considerazione di laicità, perché poi anche l'effetto, lo stare insieme, l'unità che si genera tra le persone, noi sappiamo che è un dono dello spirito, ma è qualcosa di apprezzabile anche ovviamente in senso laico. Quindi quella cosa lì era una bella domanda. Ecco, via, altro giro di domande. Aspetta che io non sento, se stavi, Enrico, se stavi... Sì, problemi tecnici. Sono Pietro che abbiamo ingannato con il nome. Enrico è qua di fianco a me. Enrico, va bene. Scusa Pietro. Niente, figurati. Allora, ad alcune domande che avevamo selezionato hai già risposto, però in particolare una prima più filosofica, diciamo, che chiede entro quali limiti si può parlare di un compromesso invece che di una vera scelta condivisa, e se il compromesso è sempre sbagliato oppure può essere anche una via. Le seconde due un po' più tecniche. La prima, chi è il miglior conduttore di un processo di discernimento, cioè deve coincidere con il responsabile del gruppo, quindi il capogruppo, il responsabile di zona, il responsabile regionale. Può essere magari l'assistente ecclesiastico, quindi il sacerdote che è un po' la guida spirituale del gruppo, oppure può essere anche una terza persona, insomma un capo che si impegna per quel singolo processo. E la terza domanda, hai già risposto molto nella seconda, che era come rendere tutti partecipi, ma ti chiederei allora di concentrarti sugli estremi, cioè su chi è abituato ad argomentare tanto e quindi si potrebbe sentirsi limitato, e chi non parla proprio mai, quindi magari qualche consiglio per cercare insomma che sia comunque partecipe. Okay. Dopo di questo credo che il tempo sia finito, vedo Betty che annuisce, quindi... Ok, va bene. Allora, intanto è molto bella anche la prima domanda, il tema del compromesso.
Allora, io direi così, anche se volete fare un po' di filosofia, distinguiamo compromesso e mediazione di per sé. Questo vale anche in politica, sapete, è una cosa molto, molto rilevante ed è importante. Tecnicamente potremmo dire compromesso che cos'è? Il compromesso è quando noi veniamo da due prospettive diverse e vogliamo ciascuno raggiungere un obiettivo che è quello personale. Le nostre strade si incrociano, si ostacolano a vicenda e in qualche modo noi troviamo un compromesso per dire come troviamo una convivenza possibile in questo incrocio, sapendo però che ciascuno di noi punta al proprio obiettivo individuale. Quindi le nostre strade fanno questo lavoro qui, arrivano, si incrociano, si impastano, si ostacolano, ma noi dobbiamo andare oltre questo nodo e questo è il compromesso. Quindi ciascuno va avanti per la propria strada. La mediazione è una cosa molto diversa. La mediazione è quando noi arriviamo sicuramente da percorsi diversi, ma vogliamo andare nella stessa direzione. Il tema del bene comune è questo, il bene comune è sempre frutto di mediazione, non di compromesso, perché il compromesso ci restituisce ad una realtà che è frammentata ed è ognuno per sé, ogni gruppo per sé. Bene comune è dire noi vogliamo andare nella stessa direzione, ma abbiamo patrimoni, esperienze, convenzioni diverse, dobbiamo trovare una mediazione, cioè un modo per far stare insieme tutto questo e per camminare insieme. Quindi questa è un po' la prima differenza. Questo tipo di percorsi ci porta sempre nella dimensione della mediazione, sempre nella dimensione della mediazione. È chiaro, e questo forse è una cosa che alle volte si può anche discutere inizialmente, oppure si può vedere alla fine, che l'aspetto di rinuncia a qualche parte del mio punto di vista, del mio patrimonio, c'è sempre. Cioè in ogni mediazione, ma questo sempre nella vita, ogni volta che incontro qualcun altro non posso mai aspettare di uscirne, tra virgolette, integralmente vincitore, no? E sappiamo che vincitore e perdente non sono categorie per il discernimento comunitario, sia chiaro questo. Ma dico, altrove, sempre qualche cosa dentro di me cambia. Siccome questo accade sempre, la percezione che questo si porta dietro è che in realtà noi siamo arrivati a un risultato in cui io potrei non riconoscermi integralmente, ed è normale che sia questo, perché se abbiamo fatto un percorso comunitario è matematico che il risultato finale sarà qualcosa in cui in qualche percentuale io non mi potrò riconoscere. Ed è bene che sia così, perché sarà la riprova che è un percorso comunitario. Se noi riusciamo da un percorso comunitario, vale soprattutto per i responsabili, e alla fine si fa esattamente quello che io da responsabile avevo in mente quando abbiamo iniziato, vuol dire che non c'è stato nessun discernimento comunitario. Perché vuol dire che tutto è andato semplicemente come io avevo previsto, preventivato e dove volevo che andasse. Allora, ricordiamoci anche questo per dire che se sentiamo un disallineamento tra il nostro punto di ingresso e il punto di uscita, quindi tra come entriamo e la mediazione che troviamo, questo è uno dei segni che c'è stato un percorso efficace. Il percorso che vi ho proposto, proprio con queste diverse metodologie, questi diversi passaggi, fa sì che noi pian piano, cosa succede? Noi ci, tra virgolette, dimentichiamo uno della nostra posizione di partenza. Primo perché è frutto di quel tempo di ascolto, poi perché è espressa molto sinteticamente, poi perché viene filtrata dall'ascolto degli altri. Quindi noi prendiamo distanza dal nostro stesso punto di ingresso e passo dopo passo, però continuiamo a essere protagonisti, perché siamo tutti protagonisti nell'ascolto, nel rilanciare quello che altri hanno detto, nel valutare una proposta. Quindi a più riprese noi ci mettiamo del nostro, cioè co-costruiamo le cose. Quindi la partecipazione in qualche modo, almeno dal punto di vista del metodo, è garantita in tutte le fasi. Ma dall'altra parte c'è un progressivo distanziamento dalla mia posizione di partenza che è molto più pacifico. Quindi vi assicuro che alla fine le cose a cui arriviamo non le ho mai viste vissute in un modo tale per cui le persone dicono no, io in questo non mi riconosco. No? Riconosco che è una cosa diversa dal punto in cui avevo iniziato. Per esempio, difficoltà in questo senso, se ci sono delle persone che nei percorsi si inseriscono dopo, o che rispetto al gruppo non fanno il percorso e vengono solo in contatto con gli esiti del percorso, vedrete che per queste persone invece diventa più difficile, proprio perché non hanno fatto il percorso insieme. Si ritrovano con delle cose e allora iniziano a discutere dialetticamente, no? Cioè riportano al punto zero. Ecco perché la partecipazione di tutti è molto importante. È importante non fare delle cose, ma siamo in 12, 4 non possono, vabbè, facciamo lo stesso. No, piuttosto aspettiamo, cioè piuttosto assicuriamoci di poter essere veramente tutti e che tutti almeno a 3 dei 4 incontri abbiano partecipato. Se capita, ecco, che qualcuno non si partecipi, ma devono essere veramente non cose programmate, cose esterne. Quindi
Ecco, non è un limite il fatto di trovare una buona mediazione, anzi, qualche cosa che si riesce proprio a realizzare attraverso un po' questi diversi passaggi. E aggiungo qui un elemento che intercetto anche da altre cose che ci siamo detti prima, che avete rilevato sui problemi del prendere parola, del silenzio, eccetera. Vi dicevo che il secondo passaggio, che è quello che chiede anche il momento della risonanza, perché è molto importante? Perché io posso aver scritto una cosa molto personale e sento di non poterla mettere lì perché capisco che in quel momento non c'entra più tanto, no? O non è molto centrata. Posso sceglierlo. Però quando rilancio una cosa, non sto rilanciando solo un contenuto degli altri, sto rimettendo in gioco me stesso, perché in ogni caso c'è la mia sensibilità che sta reagendo rispetto a quello che altri hanno detto e sto selezionando una voce tra altre 10 che ho ascoltato. Molto importante questo, nel momento del rilancio, ma anche queste sono cose molto più specifiche, tecniche, io non sono invitato a fare una sintesi tra le cose che ho ascoltato degli altri, ma sono invitato a selezionarne una. Quindi faccio ancora una volta un esercizio che di dire ci sono 10 cose, ce ne sono 5 molto interessanti per me, una di queste è quella che scelgo di rilanciare, fidandomi che se sono interessanti emergeranno anche grazie al lavoro degli altri. Cioè ci sono degli impliciti di costruzione della fiducia negli altri, di ricostruzione della fiducia negli altri in questo metodo che vanno sempre in lavoro costantemente. È come mettere una costante torsione verso la fiducia, no? Certo che è un po' faticoso, ma via via che lo facciamo questo genera un frutto. Quindi ecco, non mi preoccuperei in questo senso di dire aiuto, andiamo verso un compromesso. Ecco, è qualche cosa che di solito è molto, molto ben impastato quello che emerge alla fine. Chi è il miglior conduttore? Allora, migliori conduttori e conduttrici sono le persone che sono terze rispetto al gruppo. Questo sicuramente. Possibilmente non una persona che abbia una responsabilità o che sia di per sé in posizione asimmetrica rispetto al gruppo. Non un capo, no? Diciamo, non ho presente esattamente la vostra organizzazione, non l'assistente, che anzi è importante che ci sia, ma che abbia proprio questo ruolo quasi esterno, diverso, no? Che vi accompagna proprio su un altro punto di vista. Anche se un assistente può partecipare tranquillamente al percorso, un battezzato come tutti gli altri, non è un super battezzato un assistente, quindi può partecipare a un percorso di discernimento comunitario esattamente come tutti gli altri. Però è importante sicuramente che magari è la persona a cui alcune cose possono essere affidate alla fine, gli esiti. Ecco. Quello che credo sia la forza di un'associazione come la vostra è il fatto che potete, ad esempio, formare alcune persone, ma guardate, credo che avete capito, vi sto dicendo cose che già sono nelle vostre corde, sta solo magari semplicemente di rifinirle in alcuni casi. Potete aiutarvi reciprocamente. Cioè io posso non essere un buon facilitatore per il mio gruppo, per le persone che conosco, ma posso esserlo per la pattuglia, per il gruppo che sta vicino, sta nell'altra diocesi o sta nell'altra parrocchia, no? Cioè possiamo aiutarci a vicenda. E questo è anche un elemento di affidamento, perché, ripeto, i facilitatori non hanno nessun potere sul contenuto. Il contenuto sta tutto nei partecipanti. I facilitatori sono le persone che garantiscono lo svolgimento della dinamica. Ecco, e che hanno loro questa preoccupazione, in modo tale da liberare i partecipanti dal preoccuparsi di dove stiamo andando. Quindi in questo senso cercate sempre, se potete, di avere una persona che accompagni il percorso, ne è sufficiente una, che abbia un po' il compito di individuare, di preparare i materiali per i 4 momenti, di raccordarli tra un momento e l'altro. Su questo appunto sono anche dei piccoli passaggi tecnici che vanno spiegati, non possiamo farlo qui, ma insomma non è un lavoro complicato. Ecco. Terza domanda, va bene, sono le 11:55, abbiamo sforato un po', spero di non annoiarvi troppo con queste cose. Come rendere partecipi i grandi parlatori e i grandi silenti, no? Allora, diciamo così, il primo passaggio, ancora lo ribadisco, è il legame con la scrittura. La scrittura è già un elemento per certi versi ancora di lavoro per ciascuno. C'è chi scrive molto, per esempio, e allora avrà bisogno di condensare le cose e farà già un esercizio in questo senso, e c'è chi scrive poco, magari prende un appunto essenziale, c'è anche chi dice io mi ricordo tutto a memoria e non ho bisogno di scrivere niente, ma so che voi avete il quaderno, quindi voi dovreste essere in questa dinamica, no? Ma c'è anche chi non scrive quasi nulla e allora scrive 2 parole. Ognuno di noi ha bisogno, e questa è una pratica anche di approfondimento spirituale,
di mettere a fuoco sempre meglio la propria capacità di scrittura e di microscrittura. Soltanto con la pratica anche dell'ascolto della parola, della lezione, del ritiro, del momento personale di ascolto, che è qualcosa che deve accompagnare la nostra vita nel modo più frequente possibile, in questo modo noi pian piano impariamo a utilizzare le microscritture e capiamo che hanno un valore di per sé. Ecco, non sono mai né troppo né troppo poco. Una scrittura di 3-4 righe è la misura che è utile, è funzionale ed accompagna in questo percorso qua. Legarsi a questo bilancia tantissimo sia i parlatori che i silenti. Allora, è chiaro che ci vuole un po' di lavoro anche da parte dei coordinatori, dei facilitatori, nel momento del circle, ed è importante stabilire delle regole prima, perché può capitare, a me ogni tanto capita in alcuni gruppi che qualcuno che proprio deve parlare, deve dire 1000 cose, parte e inizia non soltanto a leggere, ma come vi dicevo prima, a spiegare perché ha scritto alcune cose. Allora, io ho bisogno, quando inizio questo lavoro, di dire a tutti i partecipanti: guardate, non vogliatevi male e non preoccupatevi, siccome è anche un esercizio di metodo quello che faremo, se qualcuno di voi scapperà di fare un po' di commento in più a quello che sta dicendo, con un sorriso, ma sarà il mio compito ingrato di richiamarvi alla sola lettura. Se lo farò, non preoccupatevi, perché è una cosa comunissima che capita, ma accorgerci che capita è un aiuto per tutto il gruppo per richiamarci a quel tipo di sensibilità. Allora, quello che succede è che tendenzialmente in un gruppo di una ventina di persone può darsi che la prima volta i primi tendano un po' di più a commentare e si aiutano in questo passaggio. Si fermano e dicono: no, ascolta, rimani per piacere sulla cosa che hai scritto, no? Ecco, stemperate la difficoltà, no? Cioè, è difficile, lo sappiamo, ma stiamo facendo un esercizio insieme. E vedrete che dopo pian piano il gruppo si allinea su questo. Bastano 2 o 3 persone che rimangano fedeli e si innesca questa dinamica, che è molto bella perché è molto veloce. No? Riusciamo ad ascoltare tutti in poco tempo e ascoltiamo che cosa? La migliore sintesi delle persone. Perché guardate che se uno parla a ruota libera, come sto facendo io adesso in questo momento, dopo 3 minuti voi non mi ascoltate più. Okay? E cominciate a dirvi: boh, ma quando è che finirà sta cosa che sono le 11:58 che dobbiamo smetterla, no? Quanto ancora ciancerà? E allora a quel punto basta, abbiamo già perso il focus sui contenuti. Se invece vi leggo la cosa, ci impiegherò 20 secondi, e in quei 20 secondi state certi che il passaggio di contenuto è massimo, perché so che è terminata, finisce, sarà precisa perché è già una sintesi, non è una cosa che continuamente riapro come discorso, quindi questo aiuterà molto. E quindi su questo, diciamo, funziona sia da argine per i grandi parlatori, sia funziona anche da sprone e da rassicurazione per chi parla poco. Perché chi parla poco non gli viene richiesto di fare la conferenza in quel momento. Se lo decide in libertà, ha già preparato prima il materiale da condividere. Non deve improvvisare, non deve inventarsi cose, non deve dare spiegazioni. Se lo vuole, semplicemente rappresenta agli altri quel piccolo dono che è il proprio ascolto nel momento di silenzio iniziale. Ecco, questa libertà, vi dico ancora quest'ultima cosa, la libertà rispetto a quello che scriviamo è fondamentale ed è una delle parti che cementa anche, e va forse esplicitata alle volte, no, il nostro legame di gruppo. Sapere che ci stiamo offrendo qualche cosa che abbiamo ascoltato in un tempo specifico che ci siamo dati del nostro lavoro insieme, sapendo che non tutta la nostra persona è rappresentata in questo, sapendo che in quello che vi sto dicendo, che vi sto leggendo, c'è qualche cosa che ho inteso essere importante e che ritengo che in qualche modo lo spirito mi abbia suggerito. Potrebbe essere una cosa completamente diversa da quella che pensavo ordinariamente. Potrei anche, in tempi successivi, ripensandoci poi, maturare altre cose, ma è il dono di quel momento, è quel dono lì che impasta la parola, impasta la mia vita, impasta il tema che stiamo affrontando, è il dono da cui partiamo. Quindi un percorso di discernimento si può fare tante volte, ritornare tante volte a farlo insieme. Ecco, vi dico ancora questo, non tantissime però, non tantissime. Un percorso come quello che vi ho rappresentato, che parte dall'ampio spettro, arriva pian piano ad una sintesi di parole estreme e dopo la riapre nel senso della progettazione, della concretezza, questo percorso si può fare un paio di volte all'anno, ecco, in questo senso, con tutta questa intensità e ad ampio spettro, perché lo facciamo quando programmiamo, lo facciamo quando facciamo il punto. Poi diverse parti di questo percorso possono essere riprese in momenti intermedi, in altri passaggi, anche diverse tecniche, tra virgolette, che abbiamo visto. Quindi, ecco. Ultimissima cosa, Pietro, e concludo.
se lo sperimenterete e se lo vedrete, l'andamento è una cosiddetta gaussiana invertita. Sapete che la curva di Gauss è questo andamento che sale e dopo scende, no? Dal punto di vista del contenuto e della parola è l'inverso, cioè si parte da molto contenuto e molto sparpagliato all'inizio, quindi ciascuno con la propria sensibilità individuale, col proprio ascolto raccoglie, e qui ci può essere tanto materiale diverso. Il metodo aiuta ad arrivare a un punto di caduta in cui con pochissime parole noi individuiamo delle priorità e lavoriamo su queste, quindi poche parole, un'estrema sintesi, e dopo si riparte e si ridà parola. Questo secondo aumento di parola però non è più generico come il precedente, ma è molto più finalizzato ai passi da fare, molto più concreto, però è una parola più estesa, perché non è che noi usciamo con un'indicazione dobbiamo volerci bene, questa non è un'indicazione, no? Dobbiamo capire come lo dobbiamo fare in questo momento con le persone che ci sono affidate, con le risorse che abbiamo, con quali passi, eccetera, eccetera. Quindi si va molto più nel definito. Però ha questo andamento così, no? Sintesi di parole, poi si ridà parola. Ecco, senza tornare al punto di partenza. Bene, quindi questa è un po', ecco, la dinamica che quando funzionano queste cose si riesce un po' a realizzare. Va bene, ecco, Pietro, so c'era un'altra cosa, c'era qualcuno che era preoccupato anche di una cosa tecnica, scusatemi, vi aggiungo questa così, ma per dire che le cose tecniche hanno delle soluzioni. Dice, ma lavori su due priorità, prima individuale, dopo fai un tavolo di lavoro su una? Certo, facciamo questa cosa qui perché in un gruppo noi dobbiamo lasciare le persone libere di scegliere le priorità di cui occuparsi. Quindi abbiamo bisogno che ciascuno abbia almeno due opzioni, perché poi quando facciamo i tavoli di lavoro non è detto che io possa lavorare sulla mia opzione 2. Uno, potrei lavorare anche sull'opzione 2. Lì c'è una metodologia per spartire un po' i gruppi in modo tale da consentire di creare 3-4 gruppi di lavoro su tematiche diverse a partire dal fatto che ciascuno ha almeno un paio di possibilità su cui poi lavorare individualmente. Ma questi sono degli aspetti molto tecnici che si risolvono con appunto delle soluzioni tecniche. Va bene, grazie allora per la vostra gran pazienza, spero che qualche cosa sia stato utile, siamo scesi un po' nel tecnico su alcune cose, ma ricordiamoci che è una dinamica quella del discernimento comunitario, ed è una dinamica in cui è lo spirito protagonista. A noi spetta dargli la possibilità di incontrare la nostra disponibilità, la nostra libertà e la nostra fiducia di gruppo. Sarà poi lo spirito a costruire i contenuti per noi e a costruire anche la nostra unità e a farci sperimentare una maggiore solidarietà. Noi dobbiamo fidarci di questo, e questa è forse la fatica più grande ancora una volta, no? Di metterci nelle mani, di consegnarci in qualcuno che vede più lontano di noi evidentemente e che realmente ci accompagna quando in 2 o 3 ci raccogliamo nel suo nome. Buon proseguimento e a voi per le conclusioni.